Buona domenica a tutti e eccoci qua nei nostri soliti studi. Ho usato la parola eccoci 43 volte in 2 minuti e mezzo. Comunque buona domenica Gipi. Sei stata per caso a Gorizia a Gusti di Fruttiera? No, strano, perché da come hai cominciato la domenica pomeriggio si direbbe che ti sei fatta un bel venerdì e sabato di quelli particolarmente... Assolutamente no, anzi rimpiango di non esserci stata, però forse questo è il problema, sai che gli alcolisti dopo un po' cominciano. Allora buon pomeriggio a tutti e bentornati all'altra domenica. Questo pomeriggio è un pomeriggio particolare perché, come vedete già in sovraimpressione qua sopra, vediamo se lo azzecco. Giusto, l'ho azzeccata! Dopo 300 anni sei riuscito a indicare qua la sopra vedete le partite che seguiremo proprio qua dagli studi, ovvero sia Bologna Udinese e Pordenone Renate, poi naturalmente tutti i collegamenti con i campi della Serie D delle nostre squadre regionali. Scopriremo che cosa sta succedendo a Trieste, su questa società e questa città nel calcio sempre più ingarbugliata la situazione, col nostro inviato a Trieste. Naturalmente seguiremo anche il campionato di eccellenza del Friuli Venezia Giulia, dopo il pareggio di ieri abbastanza clamoroso del Cordenons in casa con l'ISM Gradisca per 0-0, che vabbè siamo solo alla terza partita, però un Cordenons costruito per fare il salto di categoria si è fatto bloccare dall'ISM Gradisca, che sicuramente almeno a livello di squadra non è ai livelli del Cordenons. Ma vediamo subito, è tornata la Gemma. Ciao Gemmuccia, buon pomeriggio. No, ma continua pure come se non ci fossi, la prossima volta così sto a casa, bella beata. No, ma sai che mi era più simpatico Enrico che faceva Gemma? Ma lo immaginavo. Buon pomeriggio Enrico. Buon pomeriggio Maurizio al controllo camere, naturalmente Loriano e Davide negli studi, no, nella regia di Pordenone, perché noi andiamo in onda grazie anche alla regia di Pordenone qua dagli studi di Udine. Naturalmente ringraziamo tutti gli amici che sono in giro per i campi di calcio per seguire insieme a noi, insieme a voi, questa quinta partita di Serie D, quinta giornata di Serie D, terza giornata di eccellenza, di Serie A non me lo ricordo, dovrebbe essere la sesta e dovrebbe essere la quarta. È un casino, perché ce ne fosse una che va insieme all'altro campionato. La prossima volta che dici i numeri, dimmeli che me li segno che poi li giochiamo. Ecco, vabbè, allora vediamo subito, nel frattempo stiamo per collegarci come al solito con tutti i nostri inviati, ma cominciamo a vedere quelli che sono i nostri ospiti qui in studio, con i quali passeremo queste 2 ore e mezza. Partiamo da Edi Fabris, un mito che torna con noi, grazie Edi di essere venuto. Il direttore di 3000 Sport, che oggi è venuto anche a fare una cosa che vedremo dopo. Grazie a te. Grazie parzialmente anche a te. Ma no, sei tu il Deus Ex Machina di 3000 Sport. Il Deus Ex Machina. Dobbiamo calarlo dall'alto. Esatto, quindi. Poi andiamo avanti con gli ospiti. Abbiamo Ivan Del Bianco, organizzatore di eventi, promoter, fa un sacco di cose, vocalist, esperto di calcio ovviamente. Anche. Tu cosa seguirai, l'Udinese o il Pordenone? Vedi sullo schermo di sinistra c'è l'Udinese, su quello di destra il Pordenone. Se posso l'Udinese. Ok, tu segui l'Udinese. Vista la mia fede. Perfetto, finalmente un Udinese, meno male. Poi abbiamo la bellissima Sara De Marco, modella e studentessa. Buon pomeriggio Sara e benvenuta, che bella fascia che hai, che fascia è Miss? Grand Prix Maiano. Grand Prix Auto Maiano. Dopo ci spieghi cos'è questa fascia, come l'hai vinta e che manifestazione si trattava. Prego. Giorgia Preite, cantante. Buon pomeriggio. Hai azzeccato il cognome. Hai azzeccato quest'anno? No, allora, diciamo la verità, che prima di andare in onda io ti ho chiesto il cognome e lei l'ha sentito per essere precisi, perché lei fa la furba, dice, visto che adesso so anche... No, ma è stata bravissima. So anche leggere, ha detto, hai visto? Che culo, Succede anche quello, prego. Marco Santoro, chitarrista e insegnante di musica. Grazie di essere venuto Marco. Ma grazie a te per essere E poi Luigi Sguassero, musicista. Sguassero. Vedi che una la dovevi sbagliare. Ho detto Sguassero. Sei Tu hai sicura? detto Sguassero. Andiamo, facciamo il replay. Facciamo un replay. Per favore, replay sulla... Allora, questi musicisti sono qua perché il prossimo weekend c'è una bellissima manifestazione che dura praticamente tutto il giorno. Esatto. Con il nostro amico Biasin. Comincia con uno stage, una presentazione, workshop e quant'altro di chitarre. Esattamente. E poi la sera invece al Teatro Mascherini faremo un concertino per tutti. Mi sembra un concertone, da quello che ho visto, no? Come esattamente, ecco. L'organizzazione, specialmente dalle persone, i personaggi che interverranno, sarà veramente molto interessante. Benissimo, naturalmente voi ci farete qualche brano musicale, ma parleremo di questa manifestazione che seguiremo anche noi. Io non so come farò, visto che poi la domenica devo venire qua, comunque in qualche maniera
riuscirà. Magari guiderà la Gemma la mia macchina quando veniamo qua. Niente, Gemma non mi si fida perché è al telefono. Allora, È offesa, Gemma. è offesa. Allora, vediamo subito il gioco, perché qua si gioca. Partiamo subito nell'attesa dei collegamenti con il nostro un par doi. Un per due. Naturalmente. Le E partite allora, di oggi di cui dobbiamo indovinare se 1 X o O 2 due. sono Bologna Udinese e Pordenone Renate. Esatto. Queste sono le due partite. Naturalmente potete mandare SMS o WhatsApp al numero 348 294 7672. Queste qua appunto sono le due partite. Perché abbiamo inserito Pordenone Renate? Perché la Sisal ha dato le quote di Lega Pro e proprio anche di Pordenone Renato. Ecco perché abbiamo messo naturalmente le nostre due squadre regionali, quelle che viaggiano nelle categorie superiori. Prego Gemma. Sì, abbiamo ritardato un attimo il primo collegamento di oggi perché Moreno questa volta aveva un'ottima scusa per non rispondere. Stava mangiando? No, ha detto chiamami tra un minuto, anzi tra due, perché devo fare una manovra. Adesso l'ho chiamato, gli ho chiesto Moreno, puoi? Sì, ho parcheggiato. Cioè Vabbè, doveva parcheggiare, hai capito? ma, Lui doveva scusami, essere bello, tranquillo. Ma lui fa le cose serie, non guida col telefono perché se deve parcheggiare, come fa? No, esiste viva voce, ma aveva anche Silvia perché io ho chiamato lei, no? Lei, Ovvio, perché come tanto la Moreno non salutiamo e la risponde, ringraziamo, no? lui Chiaro. non risponde lei, le fa pure da segretaria, immagino pure gratis. Comunque, appunto per Pordenone Renate c'è Moreno Burlina. E allora dallo stadio Bottecchia di Pordenone, direi anche velodromo, già che ci siamo. Moreno, buon pomeriggio e benvenuto. Buongiorno a tutti. È che stavo facendo una manovra gatta, sai di quelle che proprio devi concentrarti per riuscire a parcheggiare. Quindi comunicazione alla Polizia Municipale di Pordenone, hai messo la macchina in divieto di sosta? No, assolutamente no, proprio per evitare questo dovevo concentrarmi Ha e fatto fare... un'inversione a K praticamente. Hai fatto un'inversione a K, attimo. dice Silvia. Silvia. No, era Y, perché Era- durante la retromarcia c'era una divisione delle due parti anteriori che andavano a confluire in un'unica direzione verso il punto in cui io ho parcheggiato. Ecco, Poi io- comunque vi faccio un disegnino. Bene, vorrei informare appunto i telespettatori che stiamo parlando di Pordenone Renate con Moreno Burlina dal Bottecchia. Queste sono informazioni tecniche di calcio, vero? Sì, esattamente. Lo schema Se volete ho anche la formazione del Pordenone. Ecco, queste sono interessanti per sapere chi sostituisce appunto lo squalificato, che non mi ricordo il nome. Allora, dovrebbe essere Mandorlini al posto di Pederzoli. Pederzoli Me lo sono che è ricordato. squalificato. Esatto. Esatto. Comunque il Pordenone gioca con Tomei, Cosner, Boniotti, Stefani, Spasa, Marchi, Cattaneo, Mandorlini, Decenco, Strizzolo e Berardi. Esatto, questo qua. Questa è la formazione, sembra anche bella. Quindi cosa sembra? Cosa ti sembra Vediamo. così, prima di vederla sul campo, un 4-3-3? Ma sicuramente sarà un 4-3-3. Sì, almeno dai nomi che hai detto che... Dai nomi dovrebbe essere un 4-3-3, poi insomma staremo a vedere. Magari facciamo il modulo 5-5-5 a farfalla. A farfalla, sì, che è un modulo che sì. a suo tempo è funzionato un casino, sì. Avviluppa l'avversario e praticamente lo confonde e le punte possono praticamente entrare direttamente perché l'avversario è tutto confusionato. Comunque adesso staremo a vedere, vi darò quando inizia la partita. Però dimmi la verità, tu non sei ancora all'interno del Bottecchia? No, sto entrando adesso, ecco, appena perché fatto il check-in. Stavo parcheggiando e quindi... C'è troppo sì, silenzio, sono capito? Per quello ti chiedevo, no? Di solito cosa ci No, sono? sto entrando adesso, difatti adesso mi perquisiranno. Ah, ti perquisiranno Guardano già, anche? no, sì, con occhio malevolo. Eh. Sono qui che mi Senti, guardano. allora facciamo così, durante il corso della partita se succede qualcosa cerca di avere il telefono, di poterlo sentire così noi, sai che noi la guardiamo tramite SportTube qui in studio sì. e quindi succederà spesso che praticamente noi vediamo molto in ritardo le immagini rispetto a voi, quindi ci perdonerai se ti chiamiamo qualche attimo dopo quello che è già successo. D'accordo, benissimo, speriamo per un gol del Pordenone. Speriamo, dai, in bocca al lupo al Pordenone, naturalmente grazie a Moreno Burlina. Grazie a voi, buona trasmissione, ciao a tutti. Grazie, a Bologna per noi non c'è nessuno per vedere Bologna Udinese, ma abbiamo Edi Fabris che è qua appunto per commentare, per darci le ultime notizie proprio su Bologna Udinese. Ieri Colantuono in conferenza stampa ha un po' sdrammatizzato la situazione, anche se l'Udinese è terzultima in classifica, quindi in posizione pericolosa, tanto più che oggi il Genoa ha vinto l'anticipo con il Milan, Esatto. quindi al terzultimo posto ci sono solo 3 squadre, compresa l'Udinese. Io ho visto le precedenti partite e sinceramente
Non vedo bene questa squadra perché è mal costruita, manca una mente a centrocampo, manca un finalizzatore. Con il Milan è stato fatto un gran secondo tempo, ma vediamo oggi se si trattava di una reazione epidermica trovandosi di fronte a una grande squadra oppure se veramente l'Udinese ha imboccato la strada giusta. Oggi ho visto che c'è un cambio di modulo, viene abbandonato. Non sappiamo se temporaneamente il 3-5-2, giocheranno con la difesa a 4, con 3 centrocampisti e il trequartista Marchinho alle spalle delle 2 punte Tero e Zapata. Una annotazione, 11 stranieri su 11. È l'unica squadra in Serie A che schiera tutti stranieri e questo... Anche l'Inter forse? No, l'Inter ha un italiano, Santon perlomeno, poi gioca anche Ranocchia, quindi... non è una situazione che piace molto a una parte del pubblico che vorrebbe vedere qualche italiano in più anche per affezionarsi a una squadra che altrimenti è fatta da giocatori destinati a essere oggi qui, domani là. Chiaro. Ti fermo perché abbiamo Gemma col microfono. Che sì, se vedi un lago per terra sono in un bagno di sudore, GP, perché evidentemente io sono mancata l'altra volta e adesso i nostri inviati mi fanno penare. Di solito rispondono subito al primo squillo, al secondo, invece oggi... Niente. No, oggi no, però ho trovato finalmente il nostro Giorgio Pignat che è in collegamento per Giorgione Tamai. E allora buon pomeriggio Giorgio, in quel di Castelfranco Veneto. Come affronta Tamai questa partita abbastanza difficile col Giorgione? Buongiorno a tutti voi. Oggi abbiamo la squadra tipo, riusciamo a schierare la squadra tipo dopo tanti infortuni, tante assenze. Il Giorgione è una buona squadra, molto giovane, sì. Quindi ci sarà tanto da sudare oggi, da correre. Certo, c'è qualche... sì, ci hai detto appunto che giocate con la formazione tipo oggi. Scusami, sì. Mi ero un po' perso. Bene, e durante la settimana, ieri sera ho visto ad Azzano mister Stefano De Agostini, ma a parte salutarlo non ho parlato. Qualche indicazione che magari tu hai carpito durante la settimana del mister nei confronti della squadra? No, le solite cose, lui sì, ha sempre il suo schema di gioco. Oggi ritroviamo Furlan certo. Che già domenica ha fatto bene e a centrocampo rientra lui, se no la squadra sì, c'è rientro di Palladini in attacco dopo il breve infortunio al polpaccio, quindi oggi la squadra dovrebbe essere al top, diciamo. Perfetto, allora grazie Giorgia, ci colleghiamo più tardi sperando di poter commentare con te qualche gol del Tamai, d'accordo? Speriamo. Grazie, ciao Giorgio. Arrivederci. Grazie mille, allora appunto per Giorgione Tamai, Giorgio Pignat da Castelfranco Veneto. Dunque, abbiamo parlato un po' di Udinese, ma ne parleremo naturalmente durante la partita. Ivan, io so che tu sei tifoso dell'Udinese. Sì. Aspetta, ma tu che squadra, non abbiamo chiesto a Sara la squadra che le piace di più? L'Udinese. Però non seguo molto il calcio, comunque è Udinese. Segui più i calciatori forse del calcio? No? Si può dire signora se segue i calciatori? Non si può dire, no, perché c'è anche la mano. Ti piacciono o no i calciatori? Perché sai alcuni sì. Alcuni sì. Tu Giulia? Come le piace? No Giulia scusa, io che Giorgia. Perché non doveva esserci una Giulia? Scusami, sai la mia età ormai. Poi a questa età. Sai che gli uomini passati 30 vanno... No, gli uomini passati 50, ma io mi manca qualcosa. No, tu segui il calcio Giorgia? Sì, tantissimo. E la tua squadra del cuore è? Spara l'Udinese che va sempre bene. Sì, anche perché non è che ne ho una, quindi sì, l'Udinese da sempre. Da sempre. Da sempre. Mi ricordi quando c'era Zico, che belle partite, Ci stai dando della donna anziana? No, perché? Zico. 84-85. Vabbè, se lo ricordo. Ma si dice vintage, dai, va bene. Ecco, va benissimo. No, ma allora, a parte questo, tra poco facciamo giocare anche i nostri ospiti al gioco 1x2, che vi invitiamo appunto a giocare da casa. Le partite sono proprio quelle che vedete in sovraimpressione, ovvero sia Bologna-Udinese e Pordenone-Renate. Sì, sopra. Vabbè, sopra di me. Allora, Ivan, io leggevo, no? Sulla carta stampata, che si parla di un arrivo di Donadoni e addirittura di un ritorno vediamo se anche tu hai sentito, di Pierpaolo Marino ad Udine, che casualmente era allo stadio martedì, la barba da talebano irriconoscibile, ma era lui sì. Era in incognito ed era da vedere appunto Udinese Milan. E tu cosa
Cioè, come vedi il momento della squadra? Beh, e soprattutto cosa pensi di un eventuale cambio di panca dopo 5 giornate, 6? La squadra sinceramente devo dar ragione al direttore che è partita sicuramente con il piede sbagliato, o meglio, ci aveva illuso con la vittoria a Torino contro la Juventus, la prima di campionato, sembrava che dovesse essere un campionato sfavillante. Quella vittoria poi alla fine è stata figlia di un episodio fortunato, un campo pesante su cui giocavano, per cui è andata così. Poi peraltro stiamo vedendo la Juve cosa sta facendo. Infatti, ricordiamo che ieri sera ha preso 2 barette dal Napoli. Sinceramente sul cambio di panchina darei ancora qualche chance a Colantuono. E di che poi è colpa di Colantuono? O Sì, Colantuono non ha la materia prima per fare una squadra che... Lo scorso anno hanno dato la causa Stramaccioni del Sì. campionato precario. Quest'anno Colantuono già sulla graticola perché ha perso 4 partite consecutive, ma io faccio questa considerazione: se ti danno una 500 non puoi pretendere che si vinca il Grand Prix. Quindi la squadra secondo me è di qualità tecnica abbastanza mediocre e perciò la salvezza è l'unico obiettivo possibile. Alla luce dei risultati, se non invertono rotta, non vedo causa di Colantuono oltre una certa misura. Marco e Luigi, voi seguite il calcio o da buoni musicisti proprio? Hai dato la risposta giusta a tutti. La seconda che hai detto. Sì, dopo ne parliamo. Gemma. Sì, finalmente sono riuscita a trovare Maurizio Mazzon, che ancora arrabbiato. È offeso perché non c'eri domenica scorsa. No, non perché io non c'ero, perché lui di solito viene chiamato per primo e non so dove l'avete messo in scaletta, però alla fine è un po' offeso, però si è intenerito alla fine, ha deciso di rispondermi. Allora, però attenzione, non è alla partita Maurizio, Attenzione, cosa succede? Non sta bene? No, direttamente da casa sua stava pulendo la macchina, è rimasto a casa a pulire la macchina. Beh, giusto. Mi sembra giusto. Che ha detto, Ci spiega lui tutto quanto. E allora per raffinatore Fontana Fredda, Maurizio Mazzon, come mai sei a casa a pulire la macchina e non sei con la squadra? No, ho avuto un attimo un problema e non sono riuscito purtroppo a seguire la squadra, ma sono in collegamento lo stesso diretto con... Certo, sì, però dai rumori di sottofondo sembra che tu sia allo stadio comunque. Ti sei costruito uno stadio a casa per avere comunque l'ambientazione? No, sono qui a vedere il Pordenone. Ah, sei a Bottecchia? Beh, ancora meglio, così ci parli del Fontana Fredda e del Pordenone, bellissimo. Vabbè. Allora, senti Maurizio, se nel frattempo vediamo anche la classifica per cortesia della Serie D, che ripetiamo questa è la 5ª giornata. Beh, questo Fontana Fredda, insomma, nonostante tu ci hai raccontato domenica scorsa, no? Della vittoria come è arrivata, però insomma è Fontana Fredda che si è ripreso dopo una partenza un po' zoppicante. Sì, ci siamo ripresi sotto il punto di vista del risultato prettamente sportivo, ma non sicuramente sotto il punto di vista del gioco espresso, eccetera, eccetera. Abbiamo parecchi infortuni anche quest'oggi, non ultimo quello di Piano, che giovedì in uno scontro fortuito di gioco con Elia Roveredo si è fatto 8 punti di sutura fra occhio e naso, quindi bene, no? Piove sul bagnato. Però insomma contiamo in ogni caso che non siano queste le cause, insomma dobbiamo sicuramente trovare una continuità diversa di quella che abbiamo fatto fino adesso. Certo, quindi a parte appunto l'infortunato che non gioca, sai come si schiera la squadra questo pomeriggio più o meno, senza dirci la formazione? Sì, manca anche il Frison dietro, quindi giocheremo con centrali Zorzetto e Giglio, Malerva e Roveredo esterni bassi, uno a destra e uno a sinistra. In mezzo al campo ci saranno Taccoli, Casagrande e Nastri mi pare, poi c'è Alcantara e Moras e Paciulli davanti. Benissimo, allora comunque ci terremo in collegamento con te. Allora ti chiamiamo sia per il Fontana Fredda, anzi ci chiami tu, e ti chiamiamo anche per il Pordenone, visto che sei lì a vedere il Pordenone Renata, d'accordo? Va bene. Grazie, a più tardi, grazie a Maurizio Mazzon che comunque seguirà per noi Union Ripa la Fenadora Fontana Fredda. Allora, vediamo il gioco. Quelle 2 partite, come dicevo, sono quelle scritte anche in sovraimpressione, il gioco 1 per 2.
Naturalmente chi vince si porta a casa le bocce di vino che vedete anche qua in studio e io direi cominciamo a sentire il pronostico proprio di Giorgia, che è un'appassionata dell'Udinese, visto che c'è l'Udinese anche, no? Allora, Bologna-Udinese, Giorgia, 1, X o 2? Allora, 1 la vittoria del Bologna, X il pareggio e 2 l'Udinese. Oh, vabbè, 2, dai. 2, vai, via. Sì, 2. Pordenone e Renate. A tutti proprio. X. Allora, segna che la Giorgia dice... No, già sai che sono efficiente ed efficace. 1X. Già sì. Anche se tu sei musicista. 2X. A proposito, ma perché tutti... Senti che elettrico che sono, che scosse. Perché è la chitarra elettrica. Risata, bisogna ridere. No, dicevo, perché i musicisti non gliene frega niente del calcio? Cioè, questo non riesco a capire. Che tanti sono così, ne incontravi tanti, no? Tu sai sicuramente la fatica sì. che si fa a vivere di arte, specialmente assolutamente, in Italia. Sì. Per cui, almeno per quanto riguarda me, sapere comunque la fatica che si fa, in questo caso per vivere suonando insegnando, eccetera, eccetera, e comunque la relativa fatica che può fare un calciatore sì. e portare a casa quello che porta a casa, chiaramente tu dici che noi siamo molto invidiosi. Siete invidiosi di questo fatto qua. Certo. Beh, ma io credo che il calcio è abbastanza paragonabile. Allora, ne parliamo tra poco, ricordami che ero arrivato a paragonabile. Gemma? Sì, sono particolarmente emozionata perché finalmente, dopo tanto tempo, tutta l'estate tu pensa non ci siamo sentiti, perché mi ha mollato con un SMS, anzi neanche quello mi ha mandato sinceramente, semplicemente è sparito. Torna il mio fidanzato, perché da oggi, visto che ha risposto, torna il mio fidanzato ufficialmente, sappilo anche tu Sabrina Salerno in versione smilza, il nostro Fabio Campagnol per Charlie Buzzane Rivignano. E allora Charlie Buzzane, buon pomeriggio Fabio. Buon pomeriggio a tutti. Tu hai sempre questo Come state? Tu hai sempre questo entusiasmo, il primo collegamento, che è proprio... Sì, poi va un po' scemando, no? Allora, tutto bene, grazie. Allora, Charlie Buzzane che è partito leggermente con freno a mano tirato, no? Sì. Diciamo che bella la partita col mezzo, ma a Tor Viscosa così, o no? Sì, io non l'ho vista in TV sì, ripresa, quindi quello che posso dire è che ok, meritava il pareggio il Tor Viscosa, poi è nato tutto dalla bravura di Andrea Gropp, certo. E da un errore nostro, penso, insomma. Sì, ma il calcio è questo. Sì, la punizione dico, no? Che ha fatto esatto. Gropp, sì. Bene, oggi andate a Rivignano, che non è proprio... no, scusami, giocate in casa con Rivignano che mi sembra sia partito, se vediamo anche la classifica naturalmente e la giornata, in questo caso è la terza giornata di eccellenza, Rivignano insomma che ha cominciato bene la stagione, o sbaglio? Sì, l'ha cominciata benissimo, ma io più che parlare per Rivignano direi che anche noi non è che l'abbiamo cominciata malissimo. No, ma infatti non ho detto male, ho detto col freno a mano tirato, no? Perché lo squadrone che è stato costruito si pensava, magari qualcuno poteva credere con il Cordenons, una partenza a razzo, invece vi siete bloccati, insomma, pareggio a Tor Viscosa, quindi oggi è una partita da vincere, questo era il mio significato, il mio pensiero. No? Io so di stancarti, Gio, però l'obiettivo è... Non dirmi che è la salvezza quest'anno, che se no il presidente ti spara, No, non puoi dirmi che quest'anno l'obiettivo è la salvezza per il Charlins, No, diciamo che l'obiettivo è il quarto posto, allora. Il quarto posto? Perché, scusa? Perché siamo in quarto posto adesso. Il quarto posto. Va bene, allora naturalmente collegamenti con te, col campo di Carlino per seguire Charlie Buzzane e Rivignano. Grazie Fabio, a più tardi. Grazie a voi. Allora, dove ero rimasto Marco sul? Paragonabile. No, dicevo che il campo musicale credo che sia abbastanza paragonabile a quello calcistico, perché effettivamente anche nella musica ci sono tanti che prendono una barca di soldi, molto più dei musicisti, no? Certo, senz'altro. E per uno musicista grande che arriva a livello di italiano, penso Vasco Rossi piuttosto che Ligabue, che credo che siano quelli che a livello di denaro e zucchero sono quelli che incassano di più, immagino io, poi non lo so. Sì, certo. Quanti per arrivare fino là provano ad arrivarci? Nel calcio più o meno è simile, no? Perché per arrivare a giocare in Serie A ci sono una schiera, no? Cioè, quindi sì, a livello economico credo che sia abbastanza simile il discorso, cioè, per tanti musicisti che ci sono, quanti riescono, stessa cosa per quanti giocano a calcio, ovvero Edi, quanti riescono ad arrivare a questi livelli dove dici tu ovviamente prendono un sacco di soldi, no? Quindi la musica più o meno, credo musica e calcio, per arrivare ai massimi livelli e quindi avere un sacco di soldi,
c'è una base molto grande, che poi anche nel calcio è come nella musica, non è che il più bravo è quello che prende più soldi. Senza ombra di dubbio. Anche nella musica, no? Certo. Perché sono famosi cantanti, musicisti cani, che però hanno fatto successo, uno su tutti, no, non diciamo nomi. Dai, Giorgia, non fammi dire nomi! Ci prendiamo una querela pure. Non capirai una prima meno. Gemma? No, noi amiamo gli animali, quindi la querela non ce la prendiamo. Hai detto cani, hai definito musicisti cani, ma no, ma non ha fatto i nomi. No, stavo per fare un nome. Ma sono, vabbè, magari non sono bravi, ma sono simpatici, scodinzolano. Allora cambiamo argomento e torniamo sul calcio, perché c'è in collegamento per noi Antonio Sorrentino per parlarci di 13° Tolmezzo. Allora, un bellissimo scontro. Buon pomeriggio Antonio e grazie di partecipare anche questa domenica con noi. Un bellissimo pomeriggio, una bellissima partita. 13° Tolmezzo, una partita molto importante, vero, per il 13°? Sì, una partita importantissima per tutte e due le squadre, quindi si spera che venga fuori una bella partita. Il 13° non parte con tanti giovani, quindi si fa spazio ai giovani. Abbiamo diversi infortuni, qualche squalificato, quindi è l'occasione giusta per vedere all'opera questi giovani che sono arrivati quest'anno e alcuni dell'anno scorso. Certo, e soprattutto per vedere anche la mano del nuovo allenatore, vero? Sicuramente, sono state già 3-4 partite tra Coppa Italia e campionato, la squadra ha dimostrato a tratti, quindi si spera quanto prima di avere la squadra in piena efficienza per vedere quanto possiamo dimostrare quest'anno. Benissimo Antonio, grazie. Allora ci sentiamo durante la partita in occasione, speriamo, di tanti gol del 13° in questo caso, va bene? No, speriamo bene. Grazie, a dopo, grazie. Bene, grazie. Oh, allora, Marco, pronostico Bologna-Udinese? X. Pordenone Renate? 1. Ci fermiamo qua perché c'è la pubblicità. Io non ho riuscito anche un bicchiere d'acqua, devo fare l'asciugatore, se è vero. Quando rientriamo, altri collegamenti. In questo momento fischio d'inizio ad Udine per Bologna-Udinese, sicuramente anche a Pordenone. A Bologna, scusami. Non mi entra che sono a Bologna, stai niente. continuando a dire che sei in casa, ma... Allora, ci fermiamo un attimo, noi andiamo a mangiare, voi fate no, rimanete qua con noi, ci sono i nostri amici che ci danno la possibilità di essere in onda, grazie ai nostri sponsor, ci vediamo tra pochissimo. Paolo Miotto, l'uomo, Miotto, donna, una fusione perfetta in un nuovo store, un nuovo showroom dove potrete trovare tutta la moda, l'abbigliamento e gli accessori con quel tocco in più. Miotto Abbigliamento, sempre in centro ad Azzano Decimo. Occasioni imperdibili da Vich Make It Cucine. Fino al 30 settembre svuota tutto per rinnovo mostra. Cucina modello Beatrice a soli 1.300 euro. Cucina modello Terra a soli 3.500 euro. E tantissime altre occasioni sulle cucine presenti nella mostra. Vich Make It Cucine, Pordenone Interporto. Passa da noi. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now! I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da 6 euro. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now! Fai un salto da noi. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Una giornata dedicata alla grande musica. Sabato 3 ottobre, Biasin Guitar Meeting. Dalle 10 alle 18, corner espositivi, workshop ed incontri. Tutte le novità del settore chitarre. E alle ore 21, Nuova Azzano Musica in concerto. Un viaggio nella musica. E poi la notte delle chitarre. Teatro Mascherini. Sabato 3 ottobre, Azzano Decimo. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così.
I serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. Preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico. Ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. A Iplis di Premariacco. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Eccoci di nuovo in diretta con GP che mangia le buonissime pizzette di Luca Diana, pizzette e pasticcini offerte. Sì, facciamo anche un appello. Ecco, facciamo al signor Luca Diana. Messaggio promozionale. Bing! Bing! Sì, le pizzette spariscono, sempre alla velocità della luce, davvero molto buone. Anche il nostro Enrico che si vanta tanto di essere un bravo cuoco e di fare le pizze, non ce le ha mai portate, quindi non ci credo più. Ha detto deve essere un origano particolare perché ha un gusto, fa l'esperto, hai capito? Comunque io ringrazio Luca perché ha reinserito nel vassoio il mio pasticcino. Uno ne ha messo però. Sì, Poi, uno, però la settimana scorsa non c'era allora, e quindi ero andata in crisi. Lo Devo ringrazio dire che è un pomeriggio pieno di sorprese perché avremo un'intervista esclusiva a Matteo Salvini che ho fatto personalmente ieri pomeriggio, anzi ieri sera ad Azzano Decimo, in cui casualmente non parla di politica, quindi che Matteo Salvini non parla di politica è eccezionale. Ma non era il sosia? No, era proprio lui. Strano, devo dirti molto simpatico, pensavo fosse un po' più spocchioso, vedendolo sai in televisione, Chissà che invece era il proprio è sosia. un ragazzo alla mano. Anche tu sembri spocchioso in televisione, poi uno ti conosce e vede che sei uguale. Esatto, conferma la sua idea. Senti, parliamo con uno simpatico adesso e parliamo appunto collegandoci al fatto del cibo, delle buonissime pizzette di Luca Diana, pasticcini, e con direttamente dal catering del Monfalcone il nostro Roby Visintin. Allora andiamo a Monfalcone per UFM Monfalcone Abano Calcio. Qual è il menù di oggi al chiosco, che è quello che vogliono sapere gli amici da casa, non sicuramente del calcio? No, oggi non c'è nessun menù, come spiegavo poco fa a Gemma, purtroppo oggi è una giornata un po' triste per noi perché questa settimana ci ha lasciato un amico, oltre che essere un amico era appunto anche uno degli appartenenti al gruppo del chiosco delle meraviglie, quindi oggi siamo tutti un po' più tristi. Tra l'altro era anche un ragazzo giovane, che ha 54 anni, e quindi siamo tutti un po' più tristi. Adesso poco fa il capitano nostro ha portato un mazzo di fiori sulla tribuna dove stava seduto, e quindi speriamo solo in una vittoria per ricordarlo nel miglior modo possibile. Assolutamente. Ecco, novità durante la settimana, cosa è successo a Monfalcone? Diciamo niente di particolare per quanto riguarda la squadra, niente di particolare perché stiamo solo aspettando il tesseramento del nuovo giocatore Djukic che farà parte della nostra squadra, presumo dalla prossima settimana. Per quanto riguarda invece la formazione in campo oggi è la solita, a parte Miraglia che è influenzato e quindi è sostituito oggi da Fernandez sulla fascia destra. Che non è quello dell'Udinese ovviamente, no, perché non è quello dell'Udinese, forse avrebbe fatto un po' meglio, forse. Ma fino adesso non so. Discutibile.
Posso parlare, ma di cosa avete parlato con Salvini? Se avete parlato di politica, di cosa avete parlato? No, abbiamo parlato di calcio, del Milan, ma soprattutto delle squadre giovanili, perché sono andato a fare delle interviste in occasione della presentazione di una squadra giovanile di calcio femminile, la Graffi Studio di Pordenone, capito? Quindi non abbiamo parlato di politica, ma assolutamente, ti dico, è stata una bella... Sì, non mi era mai capitato di conoscerlo, è stata una cosa molto, molto simpatica, devo dire la verità. Poi naturalmente gli ascoltatori, i telespettatori potranno vedere questa intervista nel corso della puntata. Bene, allora Roberto, linea aperta. Un breve appello, più che altro perché mercoledì noi dovevamo giocare a Trieste in Coppa Italia contro la Triestina, solo che su richiesta della squadra Labardata hanno appunto richiesto la possibilità del cambio di campo e quindi giochiamo mercoledì alle ore 18 in Coppa Italia qui al Boito a Monfalcone. A Monfalcone, perfetto, una nota di servizio molto interessante per gli amici, appunto, che sappiano che si gioca Monfalcone Triestina e non a Monfalcone, e non al contrario. Perfetto, benissimo, grazie a dopo Roberto. Primo risultato già sbloccato dopo 10 minuti in Serie D, l'Este va in vantaggio con il Mestre, quindi Este 1, Mestre 0. In Serie A invece è tutto tace, tutto tace. Dopo 10 minuti. Allora vediamo anche le partite della... prima il collegamento, chi abbiamo? Sì, abbiamo finalmente rintracciato Antonello Gherardi, che in realtà doveva essere qui domenica scorsa, ma vabbè. Fai 2+2. Mancavo io, mancava lui, diciamo la sua fidanzata, che non eravamo insieme. No, a parte quello, si sta mancando le pizzette di Luca Diana. L'ho già detto. Le ha mandate per lui. Per lui, e noi ce le stiamo sbaffando alla faccia tua, Antonello. Porca miseria, io devo chiedere scusa a tutti voi, ma soprattutto alle pizzette. Che devo fare, ragazzi? Allora, hanno pensato alla mia dieta, ho detto tu non puoi andare in TV perché poi mangi grassi e poi poi ti alleni, e ho detto vabbè, ok, mi rassegno. No, è una balla, ma va bene così. Allora, ti do 20 secondi per parlarci delle ennesimi. Cioè, a Trieste voi proprio siete un vulcano, altro che Trieste, penso dell'Etna o del Vesuvio. Della giornata. Posso raccontarti la novità della giornata? Dai, ci sono solamente 2 raccattapalle per tutto lo stadio. Ed è una situazione anomala. Ieri la Juniores non si è presentata all'Evico Terme per l'incontro perché mancava l'allenatore, quindi siamo alla... non so nemmeno la frutta perché probabilmente... anche quella è già terminata, ma in compenso per la prima volta ho avuto contatto con il presidente Pontrelli ed è un evento eccezionale e quindi ho paura che nevichi. Senti, ma chi paga 40.000 euro mercoledì? Questa è una bella domanda. Io guarda, mi giro verso la tribuna stampa e in questo istante non vedo in tribuna nessun rappresentante della società. Non c'è veramente nessuno. Ma c'è mica Fioretti per caso? No, guarda, veramente non c'è in tribuna, non c'è nessuno. No, c'è Pontrelli, vedo Pontrelli, scusa, assieme a un personaggio che non riesco a identificare. Però quello che vi posso dire è che ieri è comparsa una notizia diffusa da un organo di stampa nel quale si diceva che da fonti interne la società era stata venduta. In serata poi la smentita da Pontrelli, che si è anche molto risentito per questa cosa, e la cosa mi è sembrata molto strana perché in genere basta non commentare, non dare seguito a notizie del genere e quindi tutto muore là. Invece lui ha avuto la necessità di fare una smentita ufficiale con un comunicato che ultimamente stanno abbondando. Quello che ti posso dire invece, parlando di calcio, che la squadra oggi messa in campo da Lotti sta giocando per il momento veramente bene. È stato annullato già anche un gol a Zubin che dimostra di iniziare a prendere ritmo. Sono rientrate anche le dimissioni di Pizzin, il direttore sportivo. Ecco. Che quindi oggi è in sella nuovamente, si sono chiariti e la storia dei 2 raccattapalle mi lascia. La prima volta che vedo uno stadio, poi uno stadio come l'Areo Rocco con solamente 2 raccattapalle, uno sul lato sinistro, uno sul lato destro e nessuno dietro le porte. Saranno due fondisti, saranno, no? Saranno 2 fondisti, 2 che corrono tanto, perché poveri, voglio dire, è un grande problema. In tutto questo vi posso dire che comunque la Triestina sta giocando bene. Cioè la Triestina, scusami, sai che non si può, è l'Unione Triestina 2012 2012 e quindi ci dobbiamo attenere a questo.
E via, mi mandate qualche pizzetta per piacere. No, adesso ti faccio le foto, che poi oggi hai mancato anche il compleanno della Silvia che arriva tra poco, che c'è la torta e tante altre cose. Sì, ti sta bene. Ma no. Allora guarda, posso fare una... Lei col tiro con... pericoloso a dire la verità. Comunque, volevo fare un attimo di pubblicità alle pizzette. Come si chiama lui? Luca, giusto? Luca Diana. Luca Diana, allora signore e signori, un consiglio da Antonello Gherardi: le pizze di Luca Diana sono le migliori pizze che un pizzettone come me potrebbe degustare. Quindi, ma non le hai mai mangiate, ma di cosa parli? Ma che ti frega, lascia stare, ma dobbiamo farlo sapere a tutti, ma le mangerò io, sono convinto. Luca me le spedisce a casa. Ah, te le spedisce a casa, ho capito. In busta, dai. pizza in busta. Va bene, ragazzi, vi voglio bene, vi lascio. I miei 20 secondi li ho superati abbondantemente, più o meno ne ho fatti 21, e ci sentiamo appena succede qualcosa. Perfetto, grazie. Intanto allo stadio Città del Tricolore De Frello sblocca la situazione, quindi Sassuolo 1, Chievo 0. Posso fare una scorsa sulle partite di Serie A in campo? No, non ho comando diritto. io, sono tornata io, comando io, anche perché ha chiamato il mio fidanzato dicendo che il Charlins ha segnato, ma ha detto dillo tu, tanto ormai siamo una cosa unica, quindi Charlins Muzzane Rivignano 1-0, e poi c'è lo splendido Pier Antonio Stella che ci chiama per comunicarci già subito così col primo collegamento una bella notizia. Ebbene, allora Pier Antonio Stella dal comunale di Sacile, 25 aprile, prego Pier Antonio. Sì, buongiorno Giovanni. Gemma ovviamente era ironica nel dire della notizia, perché insomma la Sacilese è invece in svantaggio. Ah, in svantaggio? È in svantaggio, sì. No, aveva capito male, proprio rimbambita lei, hai capito? Sì, è quello il problema. Vabbè Pier Antonio, non volevamo prenderti in giro, sì. O forse più probabilmente mi sono spiegato, posso essermi spiegato male io. Comunque fatto sta che a prescindere da questo, insomma, la Sacilese si trova già a rincorrere dopo nemmeno un quarto d'ora, merito di una magistrale punizione del numero 10 del Calvinoale, Ludovico Longato, che dal limite proprio non ha lasciato scampo al giovane Andreatta. Velocemente, visto che appunto non ci siamo sentiti prima del match, Sacilese che schiera la formazione annunciata, per cui Andreatta, Peressini, Canzian, Bello, Dal Compare, Grion, Pederiva, Claviari, De Martin, Stiso e Ignago, che rientra dopo la squalifica e si è già reso pericoloso, però per il momento il risultato rimane ancora fermo. Ricordiamo che quest'oggi davanti alla Sacilese c'è una squadra che è ancora imbattuta, 4 partite, 2 pareggi e 2 vittorie, nonostante appunto la veste di neopromossa. Il Calvinoale è sicuramente una delle rivelazioni di questo inizio di stagione, per cui per la Sacilese non sarà facile, però ovviamente la partita è ancora lunghissima. Perfetto, grazie mille. Naturalmente, come dico sempre all'inizio partita, c'è tanto tempo per recuperare, speriamo che gli amici di Sacile riescano a rimettere in carreggiata la partita. Altro risultato che si sblocca in Serie D, il Venezia, questa corazzata continua la sua corsa verso appunto la promozione in Lega Pro, infatti è già in vantaggio sulla Luparense San Paolo, quindi Venezia 1, Luparense San Paolo 0, ricordiamo gli altri 2 risultati cambiati, Este Mestre, non Estremeste, Este Mestre. È uno scioglilingua. Non Estremeste, vabbè, 1-0 e Sacilese, che abbiamo sentito, Calvinoale 0-1, tutto il resto è invariato, mentre invece l'eccellenza, a parte Charlis Muzzane in vantaggio su Rivignano, altre novità? Sì, altre 2 novità, 13° Tolmezzo 1-0 e Vesna Chions 1-0. Allora io mi metterei in contatto con Antonio Sorrentino, così gli parla anche Ivan Del Bianco, che abbiamo scoperto che era a giocare a 13° proprio con Antonio. Lo saluto con molto piacere. Ecco, allora vediamo cosa è successo a 13° Chions. Ma dobbiamo continuare a giocare, tra un po' vediamo anche io me ne vado a Casarsa tra un po', tra parentesi, dobbiamo continuare a giocare, non sappiamo il pronostico di Sara, ad Sara, esempio. che è espertissima di calcio, ci devi dire cosa succede in Bologna Udinese e Pordenone Renate. Allora, Bologna Udinese, 1x o 2? 1. Quindi ciao Udinese, meno male che hai detto che tifi per l'Udinese, ma è realista lei. Lei è realista. E poi invece Pordenone Renate. Pordenone Renate 1 anche lì. 1, quindi 1-1, benissimo. Allora, dunque, noi siamo in attesa di collegarci con 13°, visto che il 13° è andato in vantaggio. Ci siamo, Antonio, buon pomeriggio. Vedi che ti portiamo bene per il momento. Va bene, sì, chiamami sempre allora. Ah sì, volentieri, guarda. Allora, raccontaci il gol, Antonio. Allora è stato è partito molto bene il 13° con 3-4 azioni bellissime, su una di queste eravamo al 6° minuto, c'è stato
un'azione sulla fascia sinistra messa dentro dal nostro numero 11 Guerra, è entrato Nardi di esterno e sull'angolo ha fatto gol. Bene, ma quindi il tredicesimo in questo primo 20 minuti sta giocando meglio del Tolmezzo, insomma. Sì, sì. Bene, c'è una persona che ti vuole salutare. Sì, chi mi vuole salutare? Senti, vediamo se lo riconosci. Buon pomeriggio, Press, sono Ivan Del Bianco. Carissimo Ivan Del Bianco, è un piacere sentirti dopo tanti anni e soprattutto mi fa piacere che i miei vecchi giocatori si ricordano sempre di me. Sempre un bel pensiero. Ne ha parlato anche molto bene, Antonio. Lavoriamo anche per questo. Bene. Perfetto, Antonio, spero veramente di portarvi fortuna, non me le vogliono gli amici di Tolmezzo, ma noi non ti tifiamo, partiamo a volte. Speriamo bene, dai, Esatto. vediamo bene. Abbiamo Ivan in studio, quindi... Va bene. Grazie Antonio, a più tardi. Ciao. Allora, siamo al 20esimo. Edi, com'è l'Udinese? Una partita equilibrata, ci sono stati dei rovesciamenti di fronte, i portieri non si sono ancora sporcati i pantaloncini, quindi è uno 0-0 per ora scritto, diciamo, nessuna occasione sull'uno e sull'altro fronte. Stessa cosa mi sembra anche a Pordenone, Anche no? a Pordenone, sto guardando anche di là un po' 0-0, partita equilibrata, niente di che. Bene. Ma non succede granché. Prego, prego Ivan. Bologna reclama un rigore per Sì, che abbiamo presunto fallo di mano. C'era o non c'era? Io dico di no. Giorgio, tu hai visto benissimo, c'era rigore? Non c'era niente. Non c'era niente! L'arbitro era Non lì a dice- due passi, quindi... È arrivato proprio no. No, è rimbalzato sul braccio di Badu, ma non ho visto volontarietà. No, infatti. Gemma? Beh, non parlate di niente, non succede niente. Andiamo a Sacile, che lì succede di tutto. C'è Pier Pierantonio Antonio, Stella. è una buona notizia questa, speriamo? Sì, Giovanni, diciamo che più che una buona notizia, veramente se ad altre parti succede poco, qua veramente 2 minuti di intense emozioni. Allora partiamo con ordine. 18esimo, pareggio della Sacilese, un colpo di testa di De Martin in area, il portiere del Calvinoale non trattiene, si avventa il difensore dal compare e proprio sotto misura trafigge la porta veneziana, così realizzando l'1-1. Ma nemmeno il tempo di festeggiare per la Sacilese, palla appunto che si riparte da centrocampo, azione del Calvi, conclusione dello scatenato numero 10 Longato, questa volta Andreatta ci mette i pugni, però nulla può sulla successiva ribattuta del numero 9 Viola, e per cui di conseguenza siamo al 23esimo e la Sacilese si trova nuovamente a rincorrere, per cui Sacilese 1, Calvinoale 2. Bene, grazie Pier Antonio, speriamo di sentirci più tardi ancora per sentire che invece la Sacilese stavolta pareggia e non viene poi ripresa immediatamente. Altri risultati cambiati in Serie D, dove siamo più o meno al 22esimo minuto, minuto più naturalmente, minuto meno. A Dro il Campo d'Arsego ha fatto boom boom e quindi Dro 0, Campo d'Arsego 2, Este Mestre 1-0, come abbiamo sentito Sacilese Calvinoale 1-2, Venezia Luparense 1-0, questo e tutto il resto è 0-0. Gemma? In eccellenza Gemonese Virtus Corno 1-0. Poi salutiamo gli amici che ci scrivono per il nostro gioco, Franco, e salutiamo anche tuo cugino che dice: ciao, sono Simone da Bibione. Complimenti per il programma. Siete tutti bravi, in particolare Giovanni, ovviamente. Ma è vero che Giovanni è laureato? Se sì, in cosa? Ciao, te lo dico io, alla prima comunione. No? Sì. Sì, però non ho la cresima, pensa. Non ho mai fatto la cresima. Appunto. Allora, ricapitoliamo anche l'eccellenza, qui siamo anche qua intorno al 22esimo minuto, Cialis Muzzane Rivignano 1-0, Flaviano San Vitese 0-0, Gemonese Virtus Corno 1-0, Lumigliaco Cras Repen e Manzanese Torre Viscosa 0-0, 13esimo Tolmezzo 1-0, come Vesna Chions 1-0. Oh, dunque, allora, io adesso me ne vado a Casarsa, perché sono stufo, rimani lì, me ne vado, no, ma adesso guarda da chi vado, soprattutto perché era... Dalla tua bionda preferita. La mia bionda preferita, esatto, la mia fatina bionda, e da lì io insieme alla fatina bionda Chiara, nel frattempo il Pordenone in attacco, è una bella uscita, no, del portiere del Renate in questo caso. Speriamo che, insomma, che porti bene al Pordenone anche questo servizio che vado a fare da Casarsa, dove vi sveleremo le quote per azzeccare appunto le 2 partite che vedete qui sopra, ovvero sia Bologna Udinese, sopra, vai GP. indifferente, dai. E Pordenone Renate. Oh, guarda che mi hai stufato, io me ne vado veramente. Ciao a tutti, io me ne vado, ciao.
mi era venuta più spontanea prima. L'entrata volante? L'entrata volante? Come i fringuelli. Ti giuro. Sempre sul cielo andiamo a finire. Ciao da Casarsa, buona domenica pomeriggio. Buongiorno. La Fatina Bionda è con noi. Buongiorno. O meglio sono io. Aspetta, stiamo vicini. Vicini. No, perché abbiamo le telecamere un po' messe oggi un po' così, no? Vedi, io arrivo a Casarsa. Sì. Trovo la Fatina Bionda. Sì. Ed esce anche il sole. Secondo me tu mangi troppi funghi. Che non so dove lo vedi il sole oggi. Beh, prima era uscito, adesso insomma non è come a Pordenone e tantomeno a Udine che è brutto. Senti, Udine è bella dentro. Ecco. E poi sei andata a Londra, hai provato i funghi? No. Londinesi? No. Sono famosi, eh? Ah sì? No, non ho provato quella specialità. I famosi mushrooms. No, nel frattempo perché mi squilla anche il telefono? Vabbè, naturalmente siamo qua al Pascià di Casarsa con la Fatina Bionda Chiara, sì, okay. Per vedere le quote delle partite per il gioco 1x2. Un pardoi qua sì. Appunto per il nostro solito gioco della domenica pomeriggio. Allora le partite di quest'oggi sono 2 punti a capo. Bologna Udinese. Bene, e poi attenzione. Da quando? Serie B? No, veramente è Lega Pro quella lì. È Lega Pro. Che è più... Pordenone, Renate. Ok. Pordenone ha fatto un bellissimo inizio di campionato in Lega Pro e nella parte sinistra della classifica. Tra parentesi siamo in diretta anche questo pomeriggio con gli amici del Pordenone Fan Club dallo stadio di Pordenone e naturalmente stiamo seguendo in studio Udinese-Bologna o Bologna-Udinese oltre che Pordenone-Renate. Allora vediamo le quote per Bologna-Udinese. Allora, l'1 del Bologna non dovete giocarlo, no. È dato 2,45. Sì. Pareggio 3,10. Sì. Stranissimo. Uguale al 2, anche il 2 3,10. La vittoria dell'Udinese è stranissimo a 3,10. A proposito, quali sono stati i commenti qua martedì sera dopo Udinese-Milan 2-3? Diciamo che il primo tempo è stato critico, eravamo un po' in desperation. Secondo tempo un po' meglio, dai. Secondo tempo sì, dai. Diciamo che si sono fatti perdonare. Sì, però alla fine è sempre 0 punti. Vabbè, dai. Speriamo che succeda come qualche anno fa, che tu ti ricorderai bene. Certamente. Il primo anno che arrivò Guidolin all'Udinese. Sì. Che cosa successe? Che avevamo vinto. No. Che dopo 4 sconfitte consecutive, sì, il primo punto l'Udinese lo fece proprio col Bologna. Allora, siccome l'Udinese arriva da 4 sconfitte consecutive, speriamo che è di buon auspicio. Sì, che a Bologna almeno un punticino di portarlo a casa. E allora andiamo a vedere invece le quote per quanto riguarda gli amici che amano e tifano il Pordenone calcio. E allora, Pordenone Renate. L'1 è dato 2,10. Quindi bisogna giocare assolutamente l'1, anche se paga un po' meno, no? Sì. No, vabbè, però dai, meglio. Perché? Perché così vuol dire che è più forte il Pordenone. Ah beh, quello sì, sicuramente. Meglio per noi. Poi vediamo il pareggio. 3,10 sì. E il 2 a 3,40. Bene, allora, metti che per caso, no? Se proprio per sbaglio. Se proprio per sbaglio. Non ci avete niente da fare. No, io dovessi azzeccare i 2 segni, ma che cosa vinco? Allora, visto che siamo in Friuli, il Friuli è famoso per il vino. Sì. Vincete del vino, cosa Se volete vincere, sono del vino. Quest'anno non è che vincete il vino che dici lo tengo lì e non lo bevo mai. No, anzi, che dopo magari mi fa pure schifo. Sì, perché diventa aceto. Appunto. Invece no, cioè ve lo scegliete pure voi. 3 bottiglie di bianco. Ah, ma è sempre quella scelta lì? E 3 bottiglie di nero. Okay. Beh, sono sempre 3, poi nel bianco, secondo te che bianco c'è, nel nero, secondo te che nero c'è. Naturalmente nei Io ero bar... convinto che uno potesse scegliersi proprio che cavolo di vino vuole. Facciamo anche così, tanto è uguale. Vabbè, andiamo, tanto venite alla fine, chi vince viene mandato in uno dei vari pascià e poi decidete. Una, magari venite da lei, No, non vi conviene. Così una bottiglia parte subito, no? No, sì, per me. Ah, per te? Sì, perché tu sei un buon bicchiere. Sì. Buona forchetta, buon bicchiere. Mi sono dimenticato ultimamente di chiederti come va col fidanzato. Bene, grazie. Adesso andiamo a convivere, quindi... Vabbè, io penso che da Casarsa è tutto. Naturalmente a partire dalle 18, se vorrete, noi siamo qua a fare l'aperitivo. Sì. Tu più tardi ci sei? Sì. E con chi sei più tardi?
Lucia? Mumble. Non lo so, C'è la Lucia? non lo so, venite a sai. scoprirlo. Lo scopriremo venendo qua al Pascià. so. Naturalmente, se volete venire anche adesso a vedere le partite in diretta, sicuramente Tanto meglio, Bologna scusate. Udinese la fate vedere, sicuramente. E poi comunque noi dell'altra domenica siamo qua a partire dalle 18 qua a Casarsa. Ciao! Ciao! Fai sapere che c'è più tardi. Abbiamo fatto oggi il calendario. Oggi su oggi. Sì, e ho scoperto che sono in ferie di nuovo. Eccoci, io sono rimasta in studio e Gipi è già di nuovo con Sono già noi. tornato, mi sono cambiato, stavo meglio sinceramente a Casarsa, ma cosa volete? Cosa vuoi? Quando Tocca, tocca, comunque, esatto, sì. comunque Paloschi ha pareggiato per il Chievo Verona, quindi Sassuolo 1, Chievo Verona 1. Anche in Serie D parecchi risultati cambiati, allora andiamo a vedere tutto il tabellone. Il Belluno è andato in vantaggio col Monte Belluna, puntualissima, 3,5 e 3,5, incredibile. Belluno Montebelluna 1-0, Dro Campodarsego 0-2, Este Mestre, bello Este Mestre. Este Mestre, sarà... Este Mestre 1-0. Faremo un tatuaggio Este Mestre, via. Giorgione Tamai 0-0, Sacilese Calvino Ale 1-2, Triestina Levico Terme 0-1, Monfalcone Abano Terme, La Fenadora Fontana Fredda 0-0, Venezia Luparense 1-0 e Virtus Vecom Liventina 0-0. Invece in eccellenza Cialis Muzzane Rimignano 1-0, Fraibano San Vitese 0-0, Gemonese Virtus Corno 1-0, Lumignaco Cras Le Pen e Manzanese Torviscosa 0-0, raddoppio del Tricesimo sotto il mezzo per 2-0 e anche raddoppio del Vesna sul Chions, quindi Vesna 2, Chions 0. Maestri, cosa ci fate sentire? È il vostro momento. Oh, il nostro momento? Beh, vi facciamo una carrellata di musica un po' pop, che sicuramente conoscete anche voi. Quindi, se volete darci una mano e cantare... secondo me Eddie è un appassionato di musica pop e quindi vi darà una mano coi cori alla Giorgia. Benissimo. In effetti da ragazzino ho canticchiato. Ecco, vedi? Ma avevo il tono di voce troppo basso, non riuscivo a fargli acuti, capito? Se canto Quindi io, dovevo ci canare chiudono, canzoni tipo Una carezza in un pugno, cose così, dove c'era, Perfetto. c'era una mono... Al limite Eddie, Ivan dirà qualcosa. Prego! Bene, prima di tutto Giovanni devo dire una cosa, che innanzitutto, anzi ci scusiamo con il pubblico, ma siamo soltanto in 3, di conseguenza far rendere bene una canzone è un po' difficile. Certo. E quindi come facciamo a rendere bene una canzone? Come? Non si può. Va bene, benissimo. Come facciamo? Beh, ci arrangiamo come possiamo, quindi vedrai che io ho un cemballino da piede, quindi farò molto Babbo Natale. Bella quella cosa lì, No, per la puntata di Natale li rivolgo. Li vogliamo, esatto, sì, esatto. Magari mi metto dietro la sedia e ti faccio così. No, ma è bello anche da vedere. Hai Sì, visto? stati così. Abbiamo uno Se me lo tappo sulle scarpe dopo. Allora, sei già fastidiosa senza, pensa come, che anche ti si sente camminare come i gattini che hanno, sai, il campanellino per vedere dove vanno. Prego! Bene, pronto? 1, 2, 3, 4.
Meno male che non doveva venire bene. Nel frattempo voi non avete visto, perché c'è da un primo piano che è arrivata la festeggiata. Eccola, un applauso perché è il suo compleanno, cara. E finalmente, aspetta, no, adesso faccio quello che non si deve fare. Se incontri per favore il numero degli anni e la torta, perché non sei venuta senza il papà e la mamma. Grande Marco. Compie 13 anni, un applauso. Portate un po' male, però dai. Perché è un'età difficile, mi sono un po' in pensiero, no? Inizio l'adolescenza, le prime crisi, amorosetti. Hai amorosetti? No, non ancora. No. Però dal 13° anno in poi sarà tutta una cosa. È tutta una cosa in salita per i tuoi poi. Sì. E poi il compleanno anche del tuo nonno. E compleanno anche di mio nonno. Nonno, 90 anni. 90 anni. Ciao nonno, tanti auguri, mamma mia, 90 anni. Beh, adesso ti tocca spegnere la candelina, credo, no? Esprimi un desiderio. Esprimi un desiderio. Per i tuoi... C'è già scritto lì il desiderio che esprimo io. 13. 13? Di avere realmente questa età. Beh, comunque c'entra con la tua età, 13. C'è. Più o meno, dai. Non ho troppi indizi qua. No, 3 più poi 1, 4, 4 riporto di 3. E viene 25. Sì, esatto, si arriva lì, sì. In qualche maniera si arriva. Prego. Vado? Pensi di farcela? No, ci sputerò sopra. Va bene. E allora tanti auguri a Silvia Pozzi Pozzetto in diretta con noi. E adesso, dopo le belle notizie, le notizie Sì, schifose. perché mentre voi cantavate, Bologna, cosa è Cruciera. capitato? Facciamo stare zitti. Ha segnato, però, per peggiorare il tutto, ha segnato anche l'Hellas Verona. Quindi Benissimo. Hellas 1, Lazio 0 e l'Udinese rimane terzultima da sola. Bene, e com'è stato il gol? È stato un centro di Brienza dentro l'area dalla destra e è intervenuto Mounier che a porta vuota praticamente ha messo dentro. Ecco. Quindi una disattenzione, diciamo, il difensore si è perso l'autore del gol un attimo. Bene, insomma, neanche tanto. Nel frattempo invece a Pordenone è sempre 0-0 con Renate che va in avanti, tiro da fuori area, abbastanza velleità. Ah no, gran parata di Tomei, forse però la palla era fuori. Dunque io direi che ci fermiamo per la pubblicità, perché lei pensa di festeggiare. No, ci sono aggiornamenti? Sì, c'è un aggiornamento, Flaibano Sanvitese 0-1 per quanto riguarda l'eccellenza. Grande la Sanvitese, complimenti perché il Flaibano è in testa alla classifica e quindi brava la Sanvitese in questo momento ad andare in vantaggio a Flaibano. Tu pensi che sia la tua festa, invece adesso mentre c'è la pubblicità tu dovrai tagliare la torta e offrirla. Ma c'è sempre il controllo rovescio della medaglia, no? Vabbè, ce la posso fare. Secondo me per Ivan devi fare una fetta più grande, perché lo vedo un po'. Ivan, dicevo, dall'ultima volta che è venuto ospite da noi a maggio-aprile, è cresciuto? diventato mezzo Ivan. È mezzo Ivan. È mezzo Ivan rispetto a. Sì, perché anche dopo... le bretelle per tenere, hai visto? Sì, mi cadono i pantaloni, ho dovuto mettere le bretelle per quello. È stata un'estate Quindi ha bisogno di impegnativa. mangiare per reintegrare. Bene. Tanto voi andate avanti perché io adesso volevo salutare, quindi la pubblicità deve aspettare ancora un po'. Allora Volevo salutare anche gli amici che ci scrivono. Il nostro Edo di Brugnera che dice bentornata Gemma, grazie. Ciao Giovanni, un saluto a tutti i presenti. Come vedi, quando non sono a vedere il Tamai seguo la vostra trasmissione con simpatia e guai se mancasse Edo, guai davvero. Sì, esatto. E poi salutiamo anche gli amici che stanno giocando il nostro gioco 3x4, sì. 5x... Ecco, devo riprendere un po' il ritmo GP, perdonami. E salutiamo Luca Vaz che ci saluta, anche Pier, e poi il nostro amico Carlo, amico comune. Ah, Carlo, sì. Carlo, ecco, che ha detto fighi i tipi che hanno appena suonato, bravissimi. E poi voglio le scarpe di quelle che suonavano come lui. Le voglio anch'io. Ma è... Dopo glielo... È un optional. Tu vai a comprare quelle scarpe e ti dicono vuoi anche l'optional, vero? Funziona così, no? Esatto. Allora, che elettrici, c'è elettricità tramette, attenzione, ci fermiamo, c'è la pubblicità, vediamo cosa succede, grande parata di, grande no, però una bella parata di Carnesis col Pordenone in avanti, ci vediamo tra pochissimo, noi cominciamo a mangiare la torta e a festeggiare la Silvia, ci vediamo tra poco. Paolo Miotto, l'uomo, Miotto, donna, una fusione perfetta in un nuovo store, un nuovo showroom dove potrete trovare tutta la moda, l'abbigliamento e gli accessori con quel tocco in più. Miotto Abbigliamento, sempre in centro ad Azzano X.
Occasioni imperdibili da Vich Make It Cucine. Fino al 30 settembre svuota tutto per rinnovo mostra. Cucina modello Beatrice a soli 1.300 euro. Cucina modello Terra a soli 3.500 euro. E tantissime altre occasioni sulle cucine presenti nella mostra. Vich Make It Cucine, Pordenone Interporto. Passa da noi. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now. I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da 6 euro. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now. Fai un salto da noi. C'è un mondo che gira intorno a te. Il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Una giornata dedicata alla grande musica. Sabato 3 ottobre, Biasin Guitar Meeting. Dalle 10 alle 18, corner espositivi, workshop ed incontri. Tutte le novità del settore chitarre. E alle ore 21, Nuova Azzano Musica in concerto. Un viaggio nella musica. E poi la notte delle chitarre. Teatro Mascherini. Sabato 3 ottobre, Azzano 10. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. I serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. Preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico. Ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. A Iplis di Premariacco. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. No, tagliala là. Bene, rientriamo con GP che dà ordini in diretta, taglia la torta. Grazie Luca Diana per la torta. Messaggio promozionale. Ming! Ming. Ecco, grazie Luca Diana. Aspetta, ecco. Inquadratura. Che bella inquadratura scusa, Mauri, torna a stare come eri prima. Torniamo a fare, ecco, sì, torniamo a fare tutto questo. No, ecco, facciamo. Sì, ma c'è poco da inquadrare. No, ma non è male. Cioè, il Diana può inquadrare. No, ma tu lascia decidere, no, a noi se c'è o non c'è da inquadrare. Ecco, fai il movimento di prima. Facciamo un sondaggio, inquadriamo il cartello. facciamo. Te li ricordi? Il sondaggione. Sì, tu poi avevi fatto così, no? No, ma perché hai staccato? Mi hai staccato! Ecco qua! Basta, ecco, queste sono belle cose, altro che il calcio. Questi sono alti momenti di televisione. Allora, in Serie D continuano a cambiare i risultati, allora andiamo subito a vederli. Belluno Montebelluno 1-0, Dro Campodarsego 0-2, Este Mestre 1-0, Giorgione Tamai è l'unica sullo 0-0. No, scusatemi.
Sacilese Calvino Ale 1-2, doppietta, cioè raddoppia Levico Terme a Trieste, quindi Triestina Levico Terme 0-2, Monfalcone Abano Calcio e la Fenadora Fontana Fredda 0-0, Venezia Luparense 1-0 e Virtus Vecom Liventina 1-0, quindi la Virtus Vecom, nonostante abbia perso con il Venezia, riprende il passo delle vittorie. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, Ciarlis Muzzani Livignano 1-0, Flaivano Sanvitese 0-1, No. abbiamo sentito... No, 1-1. 1-1, ecco, immaginavo, mi dispiace per il mio amico Tomei, però il Flaivano quest'anno è veramente forte. Gemonese e Virtus Corno 1-0, Lumignaco Crasa Le Penghe e Manzanese Torviscosa 0-0, Tricesimo Tolmezzo 2-0, Vesna Chions 2-0. Questi risultati nel frattempo a Bologna, Edi e Ivan, cosa sta succedendo? Il nulla. L'Udinese è andato un po' sotto shock dopo il gol, adesso sta organizzando un abbozzo di reazione che comunque non ha fruttato grosse occasioni, Marchigno in particolare evidenza, ricordiamo che oggi effettua il suo esordio dal primo minuto e potrebbe essere in futuro un po' la nota positiva di una campagna acquisti peraltro molto scarsa, ecco, quindi questa posizione di classifica al momento è lo specchio del braccino corto della società in fase di acquisti estivi. L'accusa generale è che si sia badato più a rinforzare il Watford in Premier League piuttosto che l'Udinese, contando forse su un organico ritenuto sicuro perlomeno per la salvezza. Ricordiamo che anche la squadra spagnola va malissimo perché Granada è ultima classifica dopo il turno di ieri della Liga spagnola, terzultima l'Udinese, solo il Watford veleggia mi sembra al 7° posto e gioca oggi. Guarda Silvia in difficoltà con i conteggi. È bellissimo, sta contando. Ma sai che a 13 anni, no? Giorgia, fino a quanto si riesce a contare a 13 anni? Fino a 10, 11? Io ne ho ancora 12, quindi non quindi lo non lo so sai. bene, Ecco, no. Sara, tu invece? Secondo te a 13 anni fino a quanto riesci a contare, Silvia? Fino a 20. Ma no, Perché ho anche le dita dei piedi. Ah, ecco perché dice da fuori campo perché ha anche le dita dei piedi. Torino passa in vantaggio. Sono contento, non dimmi che ha segnato Quagliarella che così godo ancora di più. Si sta ancora aggiornando. Si sta ancora aggiornando. Però Torino 1, Palermo 0, appena saprò il marcatore Ecco. ti informerò sulla questione. Quindi posso fare un breve ricapitolo quello della che Serie vuoi, A, ma certo. giusto per... Allora, Bologna-Udinese 1-0, Sassuolo-Chievo 1-1, Torino-Palermo 1-0, Verona-Lazio 1-0, stasera alle 20:45 si giocherà Inter-Fiorentina, quindi io e Silvia andiamo a festeggiare il suo compleanno, e lunedì si giocano Frosinone-Empoli e Atalanta-Sampdoria. Nel frattempo un'azione che non ci hanno fatto rivedere perché non si è ancora fermata a Pordenone, dove c'è stata una richiesta di un rigore da parte del Pordenone, probabilmente faranno vedere il replay. Maxi Lopez. Maxi Lopez, è tornato a segnare anche Maxi Lopez, Edi. Maxi Lopez era un obiettivo dell'Udinese un paio d'anni fa, ma costava troppo, 8 milioni. Tutto quello che costa più di 2 milioni è stato giudicato caro, quindi molti giocatori che facevano al caso nostro se ne sono andati altrove. Ecco, il rigore del Pordenone non si è capito, Iva, non so se hai visto il replay, non l'hai visto? No, scusami, stavo guardando Bologna-Udinese. No, perché poi voi pensate sia facile, ma avere 2 schermi con 2 partite contemporanee non è facilissimo. Io guardavo appunto il replay sul rigore del Pordenone, dalle immagini non è che si capisca benissimo se ci fosse o meno. Vediamo se tornano a dare. No, questo è un altro fallo a centrocampo, in questo caso subito dal giocatore del Renate, credo. Gemma? Aggiornamenti dall'eccellenza, Manzanese Torviscosa 0-1 e il 13° è scatenato, ha segnato il terzo gol contro il Tolmezzo che si è fermato a 1. Quindi anche il Tolmezzo comunque ha fatto un gol, quindi 13° Tolmezzo 3-1 e ricordiamo il Torviscosa che va in vantaggio sul campo della Manzanese e quindi Manzanese 0, Torviscosa 1. Bene, Silvia, come sei con le torte? Guarda che brava, sembra che oramai sia a casa sua la Silvia, Peccato che non riusciamo a inquadrarla là. Cosa sta facendo? No, aspetta, ma cosa sta facendo? Adesso devo chiedere. Devo portare la torta. Ah, devi portare la torta? Sì. No. Sì, se no cosa facciamo qua? Allora, naturalmente... Stanno anche finendo i primi tempi, quindi...
cioè cosa facciamo? Ecco, Gemma. Devi mettere il rallentatore GP perché c'è un ascoltatore che dice che quando tu leggi i risultati sei troppo svelto. Troppo veloce, è vero. Sì, è vero, perché lui ormai li sa a memoria, capito? Poi noi non siamo qua per parlare di calcio, questa è la realtà, quindi per quello sorvoli, chi se ne frega. Quando invece parli di modelle sei molto molto lento. Sì. Allora, ricapitoliamo, giustamente mi ero accorto anch'io di correre un po' troppo, ricapitoliamo i risultati appunto quando siamo giunti più o meno alla fine dei primi tempi su tutti i campi. A Pordenone si è cominciato dopo che ad Udine, ad esempio a Bologna, scusatemi, a Bologna si sta giocando il secondo di recupero, mentre a Pordenone siamo appena al 44esimo. Dunque verso la fine, stanno per finire i primi tempi, vediamo cosa succede in Serie D. Belluno, Montebelluna 1-0, Dro Campo d'Arsego 0-2, Este Mestre 1-0, Giorgione Tamai 0-0, Sacilese Calvinoale 1-2, Triestina Levico Terme 0-2, Unione UFM Monfalcone, scusatemi, Abano Calcio 0-0, la Fenadora Fontana Fredda 0-0, Venezia Luparense 1-0, Virtus Vecom Liventina 1-0. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, anche qui dovrebbero essere finiti adesso i primi tempi. Ciarlis Muzzane Rivignano 1-0, Flaibano San Vitese 1-1, Gemonese Virtus Corno 1-0, Lumignaco Crasrepen 0-0, Manzanese Torviscosa 0-1, Tricesimo Tolmezzo 3-1 e Vesna Chions 2-0. Ivan, un commento breve su questo primo tempo di Bologna Udinese, perché oramai siamo agli scotch. Bene, è già bellissimo questo commento. Esatto. Molto esaustivo. Breve, conciso, esauriente. Fin qui non una bella partita da parte di entrambe le squadre. Sinceramente il Bologna si sta affacciando un po' troppo nell'area udinese e l'Udinese glielo sta concedendo un attimino con troppa facilità. Quello che era stata una timida reazione dopo il gol è andata sciamando via via, è finito adesso il primo tempo. Speriamo bene, che altro dire. Luigi, cosa hai visto di questo primo tempo? Tu che sei naturalmente molto sottotono l'Udinese, ha concesso troppo al gioco del Bologna, insomma. Una cosa triste, vero? Sì, li ho visti poco pressanti, assolutamente. Sì. No, abbastanza triste. Abbastanza triste. Sì, abbastanza triste. Ma quale secondo te potrebbe essere la soluzione? Quello che si parlava all'inizio è un cambio di panchina o proprio il materiale umano che ha a disposizione Colantuono è talmente scarso che più di così non si può fare? Penso anche il materiale umano, soprattutto. Sì, poi c'è poco affiatamento proprio nella squadra. A vederli così sul campo, sul gioco in campo, manca sono uno un po' che indietro. il gioco, perché Perché, voglio dire, Eddie, no? Se andiamo a vedere l'attacco dell'Udinese, il giocatore, l'attacco ti parlo, singolarmente, non sono proprio questi scarsoni, perché Zapata comunque è uno che ha una media gol fortissima. Però lui ha giocato a calcio, può darmi la sua opinione. In attacco ci vuole uno alto e uno basso, dico Sì. bene, tanto per... Questa è una vecchia regola che però lì vale ci- sempre. Ci sono due spilungoni da 1,90 dalla mobilità relativa. Avrebbero potuto prendere Paloschi o altri Sì. attaccanti, però il problema è sempre quello di non spendere. Ora Zapata è arrivato qui in prestito per 2 anni addirittura. Sì. Di Natale a 37 anni non può essere eterno, Terone a 33 e anche lui non è il salvatore della patria, quindi se non si spende non si può pensare di ottenere risultati. Lì mancano 2 uomini, uno che cuce il gioco a centrocampo, un ispiratore della manovra e uno che finalizza. Non si può sempre sperare che Di Natale faccia 20 gol a campionato, insomma, difatti quest'anno denota una flessione rispetto agli anni precedenti. Vabbè, ovvio. Bene, allora io direi che Silvia può cominciare a servire la torta, visto che è il suo compleanno, fai tu adesso gli onori di casa. Devo fare 2 premesse. Sentiamo attenzione, silenzio in studio che deve fare 2 premesse, Sì. spegniamo anche il condizionatore che se no fa rumore. Sentiamo. Allora, siccome non ho perso il conto delle fette da fare, sono di dimensioni un po'... Vabbè. certe anomale, certe no, così. E beh, visto che le tagliate è molto comprensibile. Poi, è un po', Poi la cornice ha un po' ceduto. beh, succede perché è una torta gelato, Ecco. sai, E soprattutto non ha ceduto la base perché non si arriva a tagliare. non riesci a tagliarla. Beh, fai come puoi, vediamo come. Quindi adesso non... Vuoi che vado a prendere un motopic sotto che ce l'ho in macchina? Ma sì, un trapano, qualcosa del Un trapano. Aspetta, Enrico, abbiamo un trapano di là che tagliamo la base della torta? No.
No, perché il concetto è che non abbiamo il coltello, allora ha tagliato tutto con i coltellini. Adesso Silvia calcolerà l'ipotenusa della base delle torte. Benissimo. No, e poi siccome mi dicono che perdo un sacco di capelli, potrebbe anche esserci Il cappello nella Insomma, sei un disastro, voglio dire. Prova ad arrivare tu a 13 anni, poi mi dici. Sì, è vero, infatti io Beh, GP, visto che a te sono già caduti, non potresti fare tu Guarda, dopo di questa avete una canzone cattiva che insulta una donna e cambiate il nome e mettete Gemma in questa canzone, no? Proprio una roba che magari non si può neanche fare a quest'ora che siamo in fascia protetta. non ce l'abbiamo. Esatto. Non c'era bella. No, sì, ma se non Ma se chiami stronza con Gemma, bella Gemma, non mi va bene. Io chiamerei la pubblicità perché vedo Silvia in netta difficoltà, sta dando i piatti Assolutamente. Ma è bello. Inquadriamo Silvia che taglia la torta, perché sono bei momenti di televisione questi. No, va bene lo sponsor. La privacy, la privacy. Stai. No, ma è ingestibile questa torta, cioè è buonissima, si È vede. buonissima, però sì. è ingestibile. Io l'ho vista che assaggiava tutte le fette per sentire se erano tutte uguali prima. l'ho leccata una a una, infatti. Allora direi che se invece di farlo lì lo fai sul tavolo forse è Mi hai meglio. fatto spostare tutto. Ma non importa, ma chi se ne frega tanto. Allora nel frattempo così tu tagli la torta e i nostri amici ci cantano un altro brano che è... Vi facciamo sentire un brano un po' jazz. Sì. Uno standard. Uno standard jazz. Spiegateci, siccome io sono un ignorantone, cosa significa standard jazz? Standard jazz, parliamo di delle canzoni comunque standard, in questo caso vuol dire che tutti i musicisti, in questo caso tutti i jazzisti, conoscono a memoria. Ah, ho capito. No? Diciamo che è un linguaggio universale, Sì. quindi quando ci si trova, cosa suoniamo? Ma suoniamo quella canzone lì, Ho appunto capito. perché è uno standard e tutti quanti la conoscono. Si potrebbe anche dire un grande classico come Sì, standard. un grande classico, grande- perché no? Perché no? Allora questa canzone è dei 40, Oh, 50? non lo so, forse anche prima. Quando era Forse Silvia. anche prima. Tra poco posso mandare Ivan ad aiutare Silvia a tagliare la torta. Sì, penso di sì, che la vedo in grande difficoltà. Prego maestri. Sono bei momenti di televisione. Sì, comunque. assolutamente. A 1, 2, 3, 4. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your keys on Route 66.
bravi. Allora adesso vedete che non lo stavate vedendo, Cecilia che sta combinando veramente di... Eddie ha avuto modo già di assaggiare la torta. Com'è la torta di Luca Diana? Ottima. Si è talmente emozionata anche lo studio che è saltato una lampada, ma non importa, allora io do una mano ai nostri amici perché giustamente i musicisti cantano. Allora, ma... per chi ci seguisse per la prima volta, non è sempre così la trasmissione. Può essere anche peggio, nel frattempo si è aperta da sola una bottiglia, ma questo vuol dire che porta bene. Cioè, ma l'hai aperta tu, no? È scoppiata da sola. Bellissimo. Basta, io vado a casa. Incredibile, è partita da sola. Guarda che disastri qua. Allora io direi che andiamo in pubblicità perché qua c'è il macello. No, ma era di fermo da sola, io ero là. Finiremo su È colpa di Edi, perché Edi mi ha detto apriamo una bottiglia, è stata colpa tua Edi. Hai aperto. Ma c'è un fantasma qui, GP. C'è un fantasma. Spariscono cose. Finiremo tipo a Paperissima, qualche programma del genere. Incredibile. Che poi era anche inquadrata mi sembra quando è saltata per aria. Vabbè, nessuna paura, primi tempi sono finiti, tra poco quando ritorniamo alla pubblicità vi do tutti gli aggiornamenti del caso, ricordiamo che comunque 1-0 il Bologna vince con l'Udinese, come vedete in sovraimpressione, e a Pordenone la situazione è ancora 0-0. Manca solo un'ora, ce la possiamo fare arrivare alla fine della puntata. Speriamo. Va bene, ci vediamo tra pochissimo, grazie. Paolo Miotto, l'uomo, Miotto, donna, una fusione perfetta in un nuovo store, un nuovo showroom dove potrete trovare tutta la moda, l'abbigliamento e gli accessori con quel tocco in più. Miotto Abbigliamento, sempre in centro ad Azzano Decimo. Occasioni imperdibili da Vich Make It Cucine. Fino al 30 settembre svuota tutto per rinnovo mostra. Cucina modello Beatrice a soli 1.300 euro. Cucina modello Terra a soli 3.500 euro. E tantissime altre occasioni sulle cucine presenti nella mostra. Vich Make It Cucine, Pordenone Interporto. Passa da noi. Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now. I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da 6 euro. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now. Fai un salto da noi. C'è un mondo che gira intorno a te, il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Una giornata dedicata alla grande musica. Sabato 3 ottobre, Biasin Guitar Meeting. Dalle 10 alle 18, corner espositivi, workshop ed incontri. Tutte le novità del settore chitarre. E alle ore 21, Nuova Azzano Musica in concerto. Un viaggio nella musica. E poi la notte delle chitarre. Teatro Mascherini. Sabato 3 ottobre, Azzano Decimo. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. I serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. Preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico. Ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. A Iplis di Premariacco. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare.
Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Sgammata. Bentornati Sgammata. al circo in diretta di... Ciao Edi, grazie per il defilé, sei sempre bello. No, io devo capire... Sabato al circo si chiamava la trasmissione. Sabato al circo, sì. No, io devo capire cosa succede in questo studio oggi pomeriggio perché c'è il delirio più del solito, scoppiano fari, scoppiano Domenica bottiglie. in gabbia, facciamo. Ma soprattutto la cosa, il momento che io aspetto sempre, qual è? Questo che sta arrivando. Esatto. L'angolo dell'avvocato. Certo, ma di solito è il momento che aspetto io, tu aspetti l'entrata delle belle signorine che arrivano, che non mancano mai, perché qua non manca mai, no? La bellezza. No, assolutamente. Allora, abbiamo in collegamento ci sono cose che si muovono, Sì, sento ti dico, scricchioli. è incredibile oggi pomeriggio qua dentro. Sì, se ce la facciamo, c'è comunque il nostro avvocato, Maurizio Mazzarella, in collegamento. E allora, caro Maurizio, buon pomeriggio avvocato. Ciao Giovanni, ciao. Ho visto il Pordenone via streaming, pareggio giusto fino adesso. Apro una parentesi, ho sentito che hai fatto un'intervista a Salvini. Sì, ieri pomeriggio, la mandiamo in Ti onda più voglio tardi. fare un altro... Ti butto lì un piccolo scoop su quell'omicidio di Pordenone, ti dico soltanto questo, lo scoop perché avviene nella tua trasmissione, che sto ragazzetto poveretto che è messo in croce non c'entra assolutamente niente. Un domani capirete perché. Esatto. E nemmeno Trifone. Comunque per il momento la butto lì, ti do questa anteprima nazionale perché avviene attraverso te. E per quanto riguarda il Pordenone, un pareggino buono per questo momento perché il Renate è sembrato più ostico di quello che si credeva all'inizio, ha avuto anche qualche occasione, diciamo che il pareggio è giusto, loro giocano con una squadra molto giovane, addirittura si è fatto male il centravanti titolare, è entrato un 98 senegalese e hanno altri due ragazzi interessanti, tra l'altro la mezzala dell'anno scorso il numero 10, l'abbiamo visto insieme se ti ricordi. Sì. Barozzi, mi ricordo che il cognome finisce per Barozzi. Quindi insomma tutti aspettavano una vittoria del Pordenone abbastanza facile, così non è. Vedremo cosa succederà nel secondo tempo. A Udine, l'Udinese ho visto che sta perdendo. Appunto stavo per chiedere questo, a Bologna sta perdendo l'Udinese. Sì, non so la panchina di Colantuono quanto può resistere. Ho visto che Giarretta in settimana ha detto anche se perdiamo Bologna Tuono viene riconfermato. Di solito quando si fanno queste frasi e quando si fanno queste dichiarazioni vuol dire che qualcosa bolle in pentola, perché altrimenti non c'era bisogno di farlo. Certo. Certo che sarebbe la quarta sconfitta su 5 partite. No, quinta su 6, Mauri. La quinta su 6. Sì. Guidolin mi sembra che ne aveva fatte 4. Quindi questo già supererebbe Guidolin. Non lo so cosa potrà fare Parampozzo e se c'è qualche allenatore in giro che possa sostituire eventualmente Colantuono. Ma ci si vociferava di Donadoni, Maurizio. Donadoni è un grande allenatore. Sì. Donadoni, ricordiamoci che ha fatto 0-0 con la nazionale Italia-Spagna ai tempi, ha fatto 0-0 con quella Spagna che poi ha vinto per 4 anni, anzi per 8 ha vinto tutto. Ed è stato messo in croce per aver pareggiato 0-0 con la Spagna. Di Natale che sbagliò il rigore. Ha sempre fatto bene. Dove è andato ha fatto sempre bene, quindi Donadoni secondo me sarebbe un'ottima scelta perché è uno che sa giocare anche le squadre, ragazzo intelligente, riservato, umile, sicuramente si saprebbe far volere bene dal pubblico giovane. Per quanto riguarda la Juventus che tu hai visto ieri sera? La Juventus è una squadra, ho paura che se l'Inter oggi vince il campionato è finito perché 13 punti da portare via alla capolista è difficile. Tra l'altro non c'è solo una squadra, ma poi ci sarebbero altre 2 o 3 squadre in mezzo che hanno più punti, quindi diventa molto, ma molto difficile. Impossibile no, perché nel calcio, anche tu Giovanni ne hai visto di tutti i colori,
però diventano pesantissimi 13 punti. 13 punti con almeno altre 3 squadre di valore che ne hanno più della Juve. Quindi io spero che l'Inter perda a questo punto, perché perdendo la Fiorentina è vero che andrebbe a 15, ma resterebbero 10 punti. Insomma, Ecco, nel calcio tutto è possibile. un'ultima battuta sulla situazione della Triestina che non ha più pace. Mercoledì ci sono altre 2 istanze di fallimento. Petrelli deve riuscire a trovare e cercare anche di far desistere appunto di 2 creditori. Una è l'azienda che aveva fornito ancora alla prima società, ovvero sia Puglia Cergol, l'abbigliamento sportivo 25.000 euro, e il secondo creditore appunto che è in tribunale mercoledì è quel Gigi Turci, ex portiere dell'Udinese, che era a fare il preparatore atletico insieme a Rossitto quell'anno, che non è mai stato pagato. Lui avanza 15.000. Maurizio. Ma guarda, è una sofferenza continua. Io amo la Triestina, forse ancora più dell'Udinese, anche se ho indossato in un torneo internazionale la maglia dell'Udinese, perché la città è stupenda, il mare, l'ami anche tutto, pur essendo appunto friulano, ami la Triestina in maniera, Trieste e la Triestina. È un'agonia che continua da anni, non si riesce a capire, o meglio, ci sono grandi gruppi internazionali a Trieste, ma nessuno mette soldi nel calcio. Non è possibile che arrivino sempre gente da fuori per prendere la Triestina. È stato così col Deriu, è stato così con Del Sabato, con Fioretti, con Vendramin, con il nostro della San Marco, è stato così con questo presidente attuale che viene da Roma. Io dico alla città di Trieste, è possibile che nessun triestino riesca a prendere la squadra e a farsi sponsorizzare da questi grossi gruppi? Ne faccio un nome a caso, quindi ricordiamoci dei grossi gruppi assicurativi che ci sono. Non lo so, l'agonia continua, ma potrebbe riprenderla Fioretti. Fioretti è una persona capace, in grado di portarlo, di convincere gente con i soldi a investire nelle squadre di calcio. Quindi potrebbe sicuramente avere una ripresa nei prossimi 5 anni. Forse dovevano dargliela prima, nel momento in cui c'è stato il fallimento, allora se l'avessero data quella volta a Fioretti, probabilmente la squadra non sarebbe, e la società, in queste condizioni. È un peccato veramente, perché ricordiamoci i grandi giocatori che sono usciti dalla Triestina, ricordiamoci gli allenatori di calcio, Valcareggi, Berdot, lo stesso Maldini, sono tutti giocatori che giocavano con la Triestina, quindi grandi giocatori, grande tradizione, grande stadio, grande pubblico, e il presidente, e i soldi dove sono? È un'anomalia in Italia, non ci sono squadre di così grande tradizione, perché io la reputo superiore al Venezia e alla Triestina come tradizione calcistica, quindi è veramente un peccato. Naturalmente, come al solito dovrebbero intervenire, dovrebbe qua politici in grado di intervenire, non ce n'è alle Trieste, quindi la squadra vivacchia in queste situazioni quasi disperate di prefallimento. Bene Maurizio, grazie, ci sentiamo in settimana ovviamente. Grazie ancora. Grazie a te. Ciao Maurizio, grazie all'avvocato Mazzarella. Cosa succede a Udine, Edi? Raddoppia al Torino. Sì, ancora. A Bologna, scusa. Raddoppia al Torino intanto, prego Edi. Una notazione, nel secondo tempo è entrato il nuovo acquisto Lodi, che è un centrocampista centrale acquistato per appunto dare un senso alla manovra di centrocampo dell'Udinese, ed è uscito Iturra. Quindi vediamo se questo cambio porterà qualche beneficio. E qua c'era un rischio di rigore. Sì, ma aveva il braccio incollato al corpo, quindi non poteva. Mentre a Pordenone siamo sempre sullo 0-0. Gemma? Sì, saremo sullo 0-0, ma noi abbiamo un inviato che segue ben 2 squadre, il nostro Maurizio Mazzon, che è a Pordenone a vedere appunto il Pordenone, ma sa che è successo qualcosa nella partita del Fontanafredda. Ci racconta tutto lui. E allora Maurizio, a te la linea, è bello perché dal Bottecchio tu ci commenti la Fenadora a Fontanafredda. Bellissimo, prego. Niente, c'è stato all'8° minuto del secondo tempo, c'è stato un calcio d'angolo a favore del Fontanafredda, battuto da Ortolan. La palla sicuramente in area si è levata sopra tutti i Giglio, che ha insaccato la rete dell'1-0 per il Fontanafredda. Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato e quasi soporifero.
momento è di? E il risultato adesso è di 1-0 per il Fontana Fredda sull'Unione WIPA. Perfetto, benissimo, grazie Maurizio. Quando ci Niente. chiami per darci queste notizie noi siamo sempre felici. Allora ricapitoliamo quando è passato più o meno un quarto d'ora dei primi tempi, 14 minuti barra 15. Vediamo Serie D ed eccellenza quello che succede. Belluno Montebelluna 1-0, Dro Campodarsego 0-2, Este Mestre 1-0, Giorgione Tamai 0-0. Come abbiamo sentito la Fenadora Fontana Fredda 0-1. Sacilese Calvino Ale 1-2, Triestina Levico Terme 0-2, UFM Monfalcone Abano Calcio 0-0, Venezia Luparense 0-2, Virtus Vecom Liventina, la Liventina ha pareggiato e quindi 1-1. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, Cerlis Muzzane Rivignano 1-0, Flaibano San Vitese 1-1, Gemonese Virtus Corno 1-0, Lumignaco Crassere Peng 1-0, Manzanese Torviscosa 0-1, Tricesimo Tolmezzo 3-1, Vesna Chions 2-0. Questi dunque i risultati più o meno al quarto d'ora. Sei preoccupante quando ti avvicini così. Sì, no, perché insomma devo chiedere a Sara perché ha vinto questa fascia, no? Adesso ditemi come domenica scorsa, ma come perché ha vinto questa fascia? Perché lei è bella qua e là, su e giù. Sì, questa fascia ha una motivazione, no? Sì. Sì. È È la- Miss Grand Prix. Sì. Di dove? Di Maiano. Di Maiano, scusami, sì, perché non si legge. Scusa un attimo, cosa c'è? È assegnato qualcuno. Io guarda caso al telefono Antonello Gherardi. Ha segnato la Triestina? È incredibile, allora Sì. ferma lì Sara, non muoverti. Antonello, finalmente un gol. Sì, happy birthday to you, happy birthday to you. Scusa, non so che c'entri, ma veniva così. La Triestina ha segnato, è incredibile. Succede, ma a dire la verità la Triestina ha giocato molto meglio dell'Evico, quindi loro hanno sfruttato benissimo due occasioni e due ingenuità enormi della difesa della Bardata e questo è il risultato. E anche adesso la Triestina si sta mettendo in una situazione difficile, anche se c'è un fallo per la formazione allenata da Stefano Lotti. Comunque dicevo, il gol molto bello di Mehdi Cabine, che è riuscito ad accorciare le distanze. Triestina che sta giocando bene, ma non basta, come sai nel calcio il giocare meglio non porta i 3 punti. Ecco, nel frattempo devi sapere che in sovraimpressione in studio, oltre a il tuo nome, è per Triestina Levico Temra. Hanno cambiato il nome alla squadra, ma va bene. Allora, ti do il foglio, la scaletta che mi è arrivata, c'è scritto così. Io che di calcio proprio non ne capisco una Guarda che Valeria Levico Mazza. Terma è una località, non è che me la sono inventato io, No, ma Levico infatti Terma. è giusto, però volevo dirvi, ma c'è un compleanno in studio o sbaglio? Sì, è per quello forse. Ah, ecco perché avevo cantato Happy Birthday to You. C'è la Silvia. Happy Birthday to You, l'avevo detto io. Compie 13 anni. Bene, auguri Silvia, buon compleanno. Happy birthday. Com'è la storia del pre? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Solo che non posso dire Mr. President. E quindi va bene, sono scemo come al solito. Buona giornata a tutti. Ciao, a più tardi. Silvia dedicherà a questa puntata sicuramente un capitolo nel suo libro, perché non potrà Perfetto. fare altrimenti. Le Ecco. pause adesso mi Perché sta segno succedendo un di po' tutto oggi, Antonello, non puoi capire. Sì, Ti grazie. sei perso Quando anche vedrai i oggi. pezzi della puntata. La Cristina col gol! Ma non si può! Ha sbagliato. Ha sbagliato l'ennesima quando segna ti occasione viene da l'infarto? gol. Ma sì, è per dare un po' di anima, nel senso Niccolò Carosio diceva che l'importante era il quasi gol, no? Ecco. Esatto, bravo. Io enfatizzo quel concetto. Sì. Passatemelo, giusto per dare un po' di colore al mio intervento, altrimenti che intervento è? Assolutamente. Bene, allora, grazie. Aggiorniamo allora Triestina 1, Levico Terme, o Temra, oramai non importa, 2, va bene. Ok. Ciao. Grazie, Ciao. ciao. Allora, torniamo da Sara. Oh. Però mi sono ricordata, hai visto? Nonostante Strano, perché sì, di solito va avanti lui sbarello, nella no? conduzione. Quindi questa fascia l'hai vinta a Maiano, che era un concorso di bellezza ovviamente, ma che cos'è? Miss Grand Prix Sì. Auto. Che sarebbe Miss Grand Prix, che cosa ti dà l'opportunità di fare Di andare alle finali nazionali. Sì, dove sono? Erano in Abruzzo. In Abruzzo, ci sei andata? Sono arrivata seconda, però non sono potuta appunto andare fino in Abruzzo. Cioè la sfilata che portava Sì. alle nazionali, sono arrivata seconda
però non sono potuta andare perché avevo dei problemi. Ah, ho capito, sì, cioè saresti dovuta andare, ma per Esatto. dei tuoi problemi personali Esatto. non ci sei andata. Ho capito. E da tanto che fai queste sfilate, queste No, cose? cioè, avevo iniziato più o meno 3 anni fa e Giovanissima. avevo smesso Sì. e ho iniziato quest'anno. Hai ricominciato quest'anno. E come ti sei trovata? Ecco qua, questa è la premiazione. Questa è la premiazione? Di questa, sì, che sono arrivata Di questa prima. fascia che hai qua, Che sei no? arrivata prima con la... Sì, esatto. Belle foto che ringraziamo Fabrizio Astolfi, che infatti si vede lì, ciao Fabrizio, guarda lì Fabrizio sotto i sopratitoli, sotto come cavolo si chiamano, vabbè, la sovraimpressione. Nel frattempo a Pordenone c'è una punizione abbastanza interessante per il Pordenone, vediamo, anzi ce la commenta direttamente Sara, quindi vedete le foto di Sara con la sua voce, tiro, dove va a finire la palla? Parata del portiere, con un colpo di testa di un attaccante del Pordenone, ma una parata abbastanza semplice. Nel frattempo invece a Bologna esce Terò, vediamo se entra Zapata o... No, Zapata è già in campo, entra Di Natale, vediamo... Tu sai che con queste foto che stai mandando non gliene fregherà nulla a nessuno che entri di Natale? Ma sono contento per Sara, infatti, no? Comunque entra Di Natale. Questa è molto bella. Chi ti ha fatto questa foto? Cesare Bellafronte. Cesare Bellafronte, Sì. che è un grandissimo, bravissimo fotografo. Tante volte vediamo delle belle sue foto. Allora, visto che tu fai questi concorsi di Miss, no? E ovviamente penso che Adesso ti farà una domanda. penso che avrai seguito Miss Italia, quello che è successo, quello che non è successo. Tu in che epoca saresti voluta vivere? Questa che sono adesso mi va bene. Quindi 2015, no, perché se la regia adesso visto che mi sembra Edi che langua un po' il gioco sia ad Udine, cioè a Bologna, no, che anche a Pordenone, non è che ci siano Soprattutto noi non siamo una trasmissione sportiva. di fuochi d'artificio, non c'è fuochi d'artificio, no? Cioè tu dici in quest'epoca, cioè tu sei contenta di vivere in questo 2015 negli anni 2000, no? Perché sapete che la Miss Italia, non mi ricordo neanche il nome, ma va bene così. Alice Savadini. Vai, indifferente, eccola qua, vedete, lei ha detto vorrei vivere nel 1942, vedete questa bellissima, chi è questa? Non lo so, ha voluto venire nel 1942, questa è una delle tante cose che Ma abbiamo... tu chi c'eri? Attenzione all'Udinese, gol pareggio, viva! Ah, hai visto? Sara, porti fortuna. Pareggio di Badu. 2 volte, perché sento Badu che l'ultimo gol l'aveva fatto nel 42, mi sembra, no? No, l'ha segnato martedì scorso. Martedì Era morto scorso. nel 42. Era già morto nel 42. E allora, bene, allora Bologna 1, Udinese 1. E beh, visto, è entrato Di Natale. Siamo ancora vivi, E come disse Caressa. No, porti fortuna Di Natale, che entra lui e fa subito 1-1. No, è un gol speculare all'altro, quello del Bologna e quello dell'Udinese si somigliano un po', no? Sotto porta non poteva sbagliare. No, allora, attenzione, sotto porta Badu ha sbagliato più volte, quindi non No, dire che sotto cioè, porta non poteva sbagliare. Era in una posizione per Infatti cui... vedi, il primo tiro glielo para al portiere Sì, e ecco. dopo ha avuto la fortuna che la palla è rimasta lì. Ha Perché, potuto sbagliare. vedi, ha potuto sbagliare il primo intervento. Vabbè, comunque tutto è bene ciò che finisce bene. Torniamo, dimmi Gemma. No, volevo dire, visto che hai chiamato in causa il nostro Eddie, Sì. ci sono un paio di messaggi che sono arrivati. Vabbè, uno è un saluto che dice così: per Eddie Fabris un forte abbraccio dal tuo fra di Naia Gianni Babuin. Ah, ciao Gianni. Vedi che ci seguono anche Veci alpini non Ecco. si dimenticano mai, dai. E poi c'è un altro messaggio invece che era un parere sull'Udinese e dice così: l'Udinese è in questa situazione per colpa di Pozzo, che ogni anno vende i migliori e tiene gli scarti e compra tipo Zapata solo per accontentare i tifosi. Ma ditemi se Di Natale si rompe, chi è che fa il gioco a Udine? O chi sarà l'uomo immagine? Inutile fare stadi e sei senza squadra totalmente. Questo è Pierre, se non erro. Beh, effettivamente la politica dell'Udinese è una politica dichiarata, cioè acquistare in giro per il mondo dei giovani talenti, valorizzarli e venderli. Dobbiamo tenere in considerazione che oggi il calcio a certi livelli è prevalentemente un'azienda, quindi con tanto di costi, ricavi, bilanci, occhio a ciò che si spende. È chiaro che quest'anno la politica degli acquisti è stata un po' troppo risicata. C'era il Watford in Inghilterra, la società ha un po' puntato a rinforzare in Premier League il Watford, questa è la sensazione, e qui sono arrivati appunto solo giocatori non di grande spessore, diciamo, come possono essere i Turra o Zapata. Adesso fino a gennaio purtroppo il mercato è chiuso e poi a gennaio che cosa si trova fondamentalmente?
fai degli scambi con altre società Si perché interessano giocatori pensava che sono a Udine, quest'estate no? ad attaccanti come Quagliarella, Paloschi o Sau del Cagliari, invece è arrivato Zapata in prestito per 2 anni. Questa è la considerazione di massima. Adesso abbiamo pareggiato, ma non è che si sono risolti i problemi. Ecco. Certo. GP, Prego, stai via. visto che ci piace stare tutti insieme appassionatamente, l'Hellas Verona e la Lazio hanno pareggiato. Bene. Calcio di rigore per la Lazio e pareggio. Quindi ricapitoliamo la Serie A? Bologna Udinese 1-1, Sassuolo Chievo 1-1, Torino Palermo 2-0, Verona Lazio 1-1. Gemma? Sì, per l'eccellenza invece Flaibano Sanvitese 1-2 e Manzanese Torviscosa 1-1. Ecco. Allora ricapitoliamo allora quando sono più o meno 25 minuti dei secondi tempi, perché anche in Serie D è cambiato qualcosa. Allora andiamo a vedere subito la Serie D. Belluno Montebelluno è sempre 1-0, Drom Campodarsego 0-3, Este Mestre 1-0, Giorgione Tamai 0-0, Sacilese Calvino Ale 1-2, come abbiamo sentito Triestina Levi Cotermo 1-0, Monfalcone Abano Terme 0-0, la Fontana Fredda ne ha fatti 3, quindi la Fenadora Fontana Fredda 0-3, Venezia Luparense, anche qua Venezia ha triplicato, quindi Venezia 3, Luparense San Paolo 0 e Virtus Vecom Liventina 1-1. Per quanto riguarda invece l'eccellenza, Charlis Muzzane Rivignano 1-0, Flaibano Sanvitese 1-2, Gemonese Virtus Corno 1-0, Lumignacco Cras Repen 1-0, Manzanese Torviscosa 1-1, Trigésimo Tolmezzo 3-1 e Vesna Chions 2-0. Dimmi, Gemma. No, mi sono persa i 2 gol del Fontana Fredda Ti in sei più. persa? Beh, ma succede. Ne ha fatti 3? Sì, 3. ma La quando? Fenadora 0, Fontana Fredda 3. Succede, se tu vai su, vedi che... No, io ho gli aggiornamenti ultimi che sono arrivati alle 16:22, 3 minuti fa, e mi risulta che è sempre 1 il gol. Ma adesso chiamo Maurizio. Prova a sentire Maurizio perché a noi qua su Datasport risulta 3-0. Allora, eravamo a parlare dell'epoca, no, in cui avreste voluto vivere. A lei, attenzione, no, questo non è il replay. A lei va benissimo, a Sara, vivere, ma a parte questa, un'epoca, non so, un ritorno al futuro, tipo andare nel 3500 e qualcosa, vedere come vivono là, no? Cose nuove, no? Andare avanti nel tempo. E invece Giorgia, tu in che epoca saresti voluta vivere se non questa? Cioè nel senso, ho ritrovato... Beh, sono una cantante, quindi io andrei negli anni 70. Negli anni 70? Certo. Il momento proprio dell'esplosione 50, del 60, rock? 70, sì, assolutamente sì. Per cantare, magari incontrare i tuoi miti rocker? Beh, quello senza dubbio, sicuramente essere una cantante negli anni 70, magari brava e... Beh, mi sembra che sei brava, no? Beh, si fa quel che si può, però sicuramente è la massima aspirazione per un musicista, certo. credo, come epoca, no? Credo. Anche tu Marco, negli anni 50 o... Vuoi una risposta da Miss Italia? No. Potrebbe essere un'idea, perché poi vediamo altre 2 cose che hanno pubblicato sul web di Miss Italia. Allora, io vorrei vivere nell'epoca della persecuzione delle streghe, tanto uccidono solo le donne. Vero. Vediamo, visto che ha fatto una bella battuta stile Miss Italia, vediamo un'altra cosa simpatica che è uscita sul web, che era molto carina. Se l'avete già fatto, che so che sono molto impegnati dietro. In che epoca avreste voluto vivere, no? Perché qua, per quanto riguarda le 2 partite che stiamo seguendo, non è che ci stiamo proprio entusiasmando. No, la regia non ce la fa. Allora vediamo intanto Luigi, tu in che epoca avresti voluto vivere? Sono d'accordo con Marco, anch'io. Sì, anche tu. Per par condicio. Per par condicio, ecco. Invece chi di epoche se ne intende, perché arriva da tanti anni fa, lustri fa, è Silvia, no? Che oggi compie gli anni, ma che in realtà questa qua è la 5ª volta che lei compie 13 anni, nel senso, questa è la quinta vita che vive, no? Quindi lei ha già passato varie ere antiche. Glaciali anche. Anche era glaciali, sì, ecco. Tu in che epoca saresti voluta vivere? Ma io penso anche nel 42, perché così avrei conosciuto Miss Italia felice. Ecco, benissimo. Questa era molto bella. E tu invece, Ivan, che ridi così, quando saresti voluto vivere? Che? Avrei voluto godermi il 68. Il 68? Sì, 68, 69. Essere in mezzo alle piazze e fare casino. Ah no, a livello non politico ma a livello musicale, sì, anche tu, sì, no? Sì, tutto il movimento di Woodstock, Jimi Hendrix e compagnia cantante. Tutto quello che c'era attorno. Ma anche tutti i condimenti vari che c'erano o solamente a livello Certo. musicale? Ah certo, assolutamente i condimenti.
sì, perché è la- una volta che sei lì poi, insomma, quando sei come lì- si fa a dire di no? Perché io non capisco, ad esempio, quelli che mangiano la pizza senza l'origano, perché ci vuole il condimento, la spezia, Marco, no? Esatto, Marco. La spezia, ci vuole la Esatto, spezia, anche un po' certo. di Livorno a volte, Esatto, oltre che la spezia. GP, Sì. la persona che deve abbandonare lo studio Ecco, è GP allora Marco. visto che a loro piacciono le spezie, no? E i Degli anni, condimenti. degli anni 60, 68, una canzone riguardo le spezie. Oh, oddio, è in difficoltà. Delle Space Girl, Scusa, sicuramente. cocaine è la prima che mi viene in testa, immediata, no? Non so perché, ma il vecchio slow hand. Cosa ci... No, aspetta, Deve essere un virus, perché io sarò pure rimbambita, ma qualcuno mi ha contagiato. E non è certo Maurizio Mazzon che è al telefono. quindi... Maurizio? Pronto, buongiorno. Maurizio, tu in che epoca avresti voluto vivere? Appena dopo la guerra mondiale. Appena dopo la guerra mondiale, non durante, appena dopo, perché? Ma no, scherzo, dai, come si fa a dare una risposta del genere? Veramente, guarda che è stata una cosa indegna e povera. L'hanno presa magari un attimo, era un attimo disabilitata di cervello e quindi ha risposto così, povera. Vabbè, andiamo avanti. Allora, raccontaci cosa No, succede. niente, adesso non succede niente a Union Ripa. Mi sa che voi siete passati, no, da Tasport probabilmente sono passati a bere 2 spritz prima di andare a fare la trasmissione, non so. Ma sai Maurizio perché? Perché lui vuol fare il figo e dare i risultati prima di me. Allora, guarda. Io aspetto sempre te per la conferma. Grande, sei una grande. La sta leggendo adesso anche lei che prima Ma tu devi aspettare che dico io il risultato, GP, se no... Guarda cosa è scritto, la Sì, Fenadora se la 0, Fenadora 0, Fontana Fredda 3. Ma allora io a cosa servo? Io chiamo l'inviato, tu volevi fare il figo e subito dire che aveva fatto 3 gol in Fontana Fredda. Qualcosa nel frattempo porterò in avanti, niente ancora. Maurizio, grazie intanto. Grazie a voi, grazie a voi. Salve. Nel frattempo invece, adesso prendo con le molle questi risultati, il drone fa 1, quindi dirò 1, Campo d'Arsego 3 e comunque qua ci confermano che Fontana Fredda in realtà è 1-0, ma dal nostro sito dove prendiamo, che è Datasport, lo potremmo dire tranquillamente in tempo reale i risultati, danno Fontana Fredda a 3. E invece Campo d'Arsego, no, diciamo il draw è andato sull'1, quindi draw 1, Campo d'Arsego 3. Dunque la canzone riguardo le Spezie? Non ti facciamo una riguardo alle Spezie, ma te ne dedichiamo una, anzi, la dedichiamo a tutti e due i conduttori. Sì. No? Vedendo i capelli, vi dedichiamo Black or White di Jimi Hendrix. Di Jimi Hendrix, quello un po' morto, di Michael Jackson. Anche lui non è da meno. Anche lui non è da meno, ma dai, stile Jimi Hendrix, stile Jim Morrison che si sa che non si sa mai. Elvis Presley avanti. Beh, allora, prima di cominciare questa canzone volevo ricordare a tutti quanti l'appuntamento del 3 ottobre. Ma ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo? Bene, Senti, benissimo. c'è anche il gol del Palermo. C'è anche il gol del Palermo. 2 Palermo 1. Una canzone sul gol del Palermo, no? No, quello no. Suoniamo che è meglio. Prego. Parata di piede. 1, 2, 3, 4. Tonight.
Bravissimi, nel frattempo succede di tutto. Allora, intanto avete portato fortuna ai nostri carissimi amici di Monfalcone, perché sentiamo subito cosa succede a Monfalcone. Prego Robby Visentin. Allora, il 30° del secondo tempo, rigore di Godeas. Rigore, devo dire la verità, proprio compensativo per un rigore precedente, perché questo qua è proprio inventato dall'arbitro. Quindi comunque ce lo prendiamo, visto che gli altri non ce l'avevano dati, quindi teniamo questo. Certo. Bene, quindi UFM Monfalcone 1 e Abano 0. Perfetto. Di Godeas al 30°. Benissimo, grazie Robby. Grazie a voi. E anche in eccellenza 2 variazioni, Flaibano pareggia con la Sanvitese, quindi Flaibano Sanvitese 2-2, e il Tolmezzo, attenzione, sta facendo la remontada, che è brutto termine ma si può dire, 13°, Tolmezzo 2. Io torno dalla Silvia prima di andare in pubblicità, perché continuiamo a parlare di epoche, no? Tu che sei una, tra virgolette, una miss, perché sei una miss. È stata miss. È stata miss, esatto. Se poi vedremo nel senso di non sposata. No, nel senso di miss, mia bella miss. Com'era quella canzone? Miss, mia cara miss. Mia cara miss. Io che sono dell'epoca. Anche lei. Abbiamo 4 giorni di differenza. 4 giorni di differenza e qualche... vabbè. Cosa ne pensi di questa Miss Italia che viaggia nelle epoche, eccetera, eccetera? Perché me lo chiedi? Così, perché vorrei commentare con te, ad esempio, altre cose che ho trovato sul web, no? Che sono state simpatiche. Vediamo se la regia ce le propone. Le avevano proprio lì sulla timeline. Ecco, avrei voluto nascere nel 1912 per andare sul Titanic per conoscere Jack, tanto alla fine muore lui. Questa è un po' la mentalità di Silvia, quindi... No, io non vorrei conoscere nessun uomo in generale, per cui figurati se... Ma perché hai fatto il salto della barricata o perché non ti... Attenzione Udinese, niente. Cioè tu non vuoi più conoscere gli uomini? No, solo gatti. Solo gatti, ho capito. Sei diventata un'animalista convinta. Sì. Ecco, come ad esempio c'è una terza sempre di queste battute molto simpatiche che si trovano sul web. Solo che qua bisognerebbe riuscire a leggere in mezzo. Gemma, ce le leggi tu le risposte? E voi in quale periodo storico avreste voluto vivere? Sono 3 molto belle, perché da qua non riusciamo a leggerle. Non riesce a leggere neanche lei, benissimo. Eccomi GP, ho dovuto cambiare schermo. Sono qua, ho dovuto cambiare schermo. Allora, in quale periodo storico? Avreste voluto vivere? Sì, ma quello lo leggono tutti. O devi ancora cominciare la seconda elementare? Io ho 11 anni. E ho trovato la mia migliore amica che è proprio lì vicino a te, perché anch'io amo i gatti. Sì, ma tu guarda che di solito Giorgia a 11 anni si sa già a leggere, no? Sì, ma leggo piano. Ma insomma, voglio dire, quello grande lo leggevi anche tu, dovevo leggere quelli piccoli. Ma noi non riusciamo qua perché sono gli schermi piccoli, hai capito? Ah, non riuscite a leggere niente di niente. Allora, e voi in quale periodo storico avreste voluto vivere? Voi anche i nomi di chi ha scritto la risposta? Ma no, dacci le 3 risposte, benissimo. chi se ne frega di chi le ha scritte. Nel periodo della febbre spagnola, tanto sono italiano. Benissimo. Seconda risposta, nel periodo della guerra fredda, tanto andavo con le coperte. Benissimo. Terza risposta, durante le guerre persiane, tanto avrei chiuso le tapparelle. Perfetto, ecco, queste sono le risposte che vengono fuori dal web. Tu ne hai una? No. No? Tu niente risposta? No, io... No. Ivan, tu hai da dire qualcosa? Ho freddo. Tu hai freddo, quindi freddure terribili. Edi? Come periodo, dici? Sì. No, sto bene in questo attuale per comodità e progresso, eccetera, però se mi obbligassero a cambiare epoca, come ideali mi piacerebbe il Risorgimento. Il Risorgimento? Che tu hai vissuto ampiamente. No, secondo me è più periodo barocco, eri tu. Rocco barocco. Sì, prezzemolo Finocchio. Pubblicità, ci vediamo tra poco, grazie. Silvia, va là. Paolo Miotto, l'uomo, Miotto, donna, una fusione perfetta in un nuovo store, un nuovo showroom dove potrete trovare tutta la moda, l'abbigliamento e gli accessori con quel tocco in più. Miotto Abbigliamento, sempre in centro ad Azzano Decimo. Occasioni imperdibili da Vich Make It Cucine. Fino al 30 settembre svuota tutto per rinnovo mostra. Cucina modello Beatrice a soli 1.300 euro. Cucina modello Terra a soli 3.500 euro. E tantissime altre occasioni sulle cucine presenti nella mostra. Vich Make It Cucine, Pordenone Interporto. Passa da noi.
Comodo, veloce, con tutti i servizi per la pulizia della tua auto. Wash is now. I tunnel di lavaggio con nuovissime spazzole antigraffio e il lavaggio esterno a partire da €6. Con ampia area self-service sempre aperta. Wash is now, anche approfondita pulizia degli interni con i migliori prodotti e un servizio veloce e accurato. Wash is now. Fai un salto da noi. C'è un mondo che gira intorno a te. Il mondo Pascià. Pascià, il mondo fatto di divertimento, tornei, tutti i servizi, la squisita pizza a Pordenone, ottimi snack e di giochi più moderni. Pascià, tutte le partite in diretta su mega schermi, perché dovunque tu sia, un Pascià c'è. Una giornata dedicata alla grande musica. Sabato 3 ottobre, Biasin Guitar Meeting. Dalle 10 alle 18, corner espositivi, workshop ed incontri. Tutte le novità del settore chitarre. E alle ore 21, Nuova Azzano Musica in concerto. Un viaggio nella musica. E poi la notte delle chitarre. Teatro Mascherini. Sabato 3 ottobre, Azzano Decimo. Al Buon Gustaio, sempre più buono, sempre più numeroso. Al Buon Gustaio, le squisite specialità di cucina, la pizza, gli snacks, il servizio catering, i banchetti. Al Buon Gustaio, più buono di così. I serramenti ad alto risparmio energetico. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. Preventivi gratuiti per tutti i tipi di serramenti ad alto risparmio energetico. Ed anche pratiche edili, edilizia residenziale, impianti termoidraulici. Prisco Maurizio. Costruzioni edili residenziali. A Iplis di Premariacco. I fratelli Bozzetto da oltre 20 anni offrono i più ampi servizi legati al settore tecno-immobiliare. Un'attività completa nel campo dell'edilizia, dalla progettazione architettonica alla costruzione e vendita diretta di mobili civili e industriali. Bozzetto, in via Tomate 2 a Pescincanna di Fiume Veneto. Eccoci di nuovo in studio per passare gli ultimi 20 minuti insieme, nel mentre la Lazio è rimasta in 10, che hanno espulso Maurizio. Maurizio? Maurizio? Si pronuncia così? Maurizio? Edi, guardo Edi, chiedo aiuto a Edi. Veramente dovessi farlo con la lingua, Maurizio. Ecco, per essere proprio perfetto. Come si dice con la lingua, Silvia, Maurizio? Io ho Hai l'apparecchio perché hai 13 anni? Esatto. E quindi hai l'apparecchio. Ho un piccolo handicap nella lingua, per cui non riesco Hai un handicap? Sì. Solo lì? Bei momenti di televisione, anche questi. Sai che dovremmo portarla, dovremmo proprio assumerla, anche lei che faccia, no Gemma? Anche la Silvia farla entrare in questa gabbia di pazzi perché non mi sembra male. No, è già assunta, prenderà il mio posto settimana prossima, ho già deciso. Perfetto. Ma io non so Nel frattempo quasi, questo è quasi gol di Natale, Non ho capito cosa ha detto che non sa fare? Non so usare il computer, quindi non posso prendere il tuo... Ma io non so fare niente. Ma chi se ne frega quindi dell'Udinese, parliamo delle competenze informatiche di Silvia. Sara, col pacchetto Office come siamo? Così mandiamo... Perché Sara sta studiando per diventare estetista, quindi non è che le serva molto il utilizzare Office. Magari invece sai usare il computer, Sara? Sì, abbastanza. Ecco, certo. quindi assumiamo Sara. Assumiamo Sara, ti va di venire al posto della Gemma da domenica prossima? Sì, dai. Bene, benissimo, Gemma, hai visto, ti avevo già sostituita con una ragazza bella, dolce giovane. E giovane. Guarda, Gemma è incattivita, che non so cosa ha oggi. No, sono felice, non sono incattivita. Vabbè, raccontaci l'azione di Natale che ha mangiato un gol veramente clamoroso. Ma era fuori gioco. Ah, era fuori gioco. Comunque sarebbe stato annullato. Comunque Perché chi ha fatto il cross, mi pare Terò, era già in fuori gioco. La Lazio in 10
raddoppia. Bene, allora ricapitoliamo la Serie A per cortesia, che poi anche in Serie D e in eccellenza ci sono variazioni. Bologna Udinese 1-1, Sassuolo Chievo 1-1, Torino Palermo 2-1, Verona Lazio 1-2. Ecco, per quanto riguarda invece la Serie D, siamo veramente agli sgoccioli, se non già ai minuti di recupero. Belluno Montebelluna 1-0, Dro Campodarsego 1-3, Este Mestre 1-1, quindi il Mestre ha pareggiato. Giorgione Tamai sempre inchiodato sullo 0-0, Sacilese Calvinoale 1-2, come abbiamo sentito in collegamento diretto Monfalcone a Banno Terme 1-0, e invece Fenadora Fontana Fredda boom boom, e quindi la Fenadora 1, Fontana Fredda 2, quindi comunque in vantaggio il Fontana Fredda. Venezia Luparense 3-0 e Virtus Vecchio che torna in vantaggio sulla Liventina 2-1. A me risulta che sia in vantaggio l'altra squadra, non il Fontana Fredda. Allora mi hai detto, perdonami, mi avevi detto 2-1 per il Fontana Fredda. Qui è riportato così, infatti, probabilmente si gioca infatti alla Fenadora. Ma quindi dov'è l'1? In scaletta io ho la Fenadora Fontana Fredda e quindi il risultato ti dice gol! Quindi 2-1. Quindi è sotto, è segnato Zapata, Zapata sì. Fatto anche male. Sì. Ogni volta che entra lui comunque non poteva non segnare anche lì perché con Zapata. E allora Udinese che va in vantaggio, belle notizie da Bologna, più o meno si ripete quello che è successo qualche anno fa con Guidolin ruppe le 4 sconfitte consecutive con un pareggio col Bologna. E buone notizie anche per Giorgia che sta vincendo le bottiglie. La Sampdoria. Ruppe. Ah, ecco. Quindi a Bologna l'Udinese va in vantaggio, ma Zapata forse si fa male perché è ancora per terra. Zapata riesce a segnare, ma come si è fatto male? Correndo, dopo. Ma ha fatto cenno come se si fosse sentito tirare. Tirare, sì, può essere. Uno stiramentino. Sì, infatti, sì. Comunque, Zapata porta in vantaggio l'Udinese a Bologna, quindi Bologna 1, Udinese 2, anche per la regia, per le nostre ovviamente sovraimpressioni. Invece a Pordenone si continua su questo sterile 0-0, adesso mi sembra anche un po' incattivendo la partita. Comunque è bravo a dare il colpo sotto, no? Ecco. Giorgia, 10 minuti e le bottiglie sono mie. Ecco, allora, siamo al 40esimo, sì, a Bologna, quindi è cominciata molto tardi la partita perché in realtà dovrebbe essere già al 45esimo, no? Se i nostri orologi non sono sbagliati. Andiamo avanti. Allora, dicevamo, ho sbagliato io, perdonatemi, a darvi il risultato del Fontana Fredda. La Fontana Fredda è sotto, quindi la Fenadora 2, Fontana Fredda 1, Venezia Luparense dicevamo 3-0 e il Virtus Vecom che è tornato in vantaggio sulla Liventina, quindi Virtus Vecom 2, Liventina 1. E per quanto riguarda invece l'eccellenza, il Ciaris Muzzano è sempre in vantaggio per 1-0 sul Rivignano. Il Flaibano è andato in vantaggio sulla San Vitese, quindi Flaibano 3, San Vitese 2, Gemonese Virtus Corno 2-0, Lumignaco Craserpen, bellissima partita 2-2 in questo momento, Manzanese Troviscosa 1-2, Tricesimo Tolmezzo 3-2 e Vesna Chions 2-1. Allora, qualcuno ci ha detto siamo ubriachi. Allora, non abbiamo bevuto nulla, ma quella bottiglia che è esplosa, secondo me i fumi hanno fatto qualcosa. Adesso è arrivato da Maurizio Mazzon, che io ti ho detto bisogna sentire lui perché lui sa tutto. Allora, la situazione è questa, pareggio 1-1 come ci ha detto lui, quindi gli amici che scrivono sul gruppo, grazie, non riportate risultati sbagliati, se no diamo i numeri sul serio. Ricapitoliamo tutto. Allora, è ancora tutto fermo, la Fenadora 1, non ho più carta, la Fenadora 1, Fontana Fredda 1, benissimo. Che domenica bestiale, cantava Fabio Concato, che era veramente, è ancora uno grande, anche se ultimamente non è che fa grandi cose. Allora io ieri pomeriggio sono andato ad Alzano Decimo perché c'era questa bella manifestazione che è in corso anche questo pomeriggio, si finisce stasera, questa associazione che è la festa di tutta l'associazione, diciamo così, della zona di Alzano Decimo e dintorni. Mi sono imbattuto, no, non è questo il cartello, grazie, ne parliamo dopo di questa manifestazione che è sabato prossimo, ho detto ieri pomeriggio, non sabato 3 ottobre, mi sono imbattuto per caso, è stato proprio un caso, ero a una bella festa organizzata dalla Grafi Studio Pordenone, che è una squadra di calcio femminile presso Miotto Abbigliamento, e come per magia è comparso Matteo Salvini. Ieri era a fare il tour Tarvisio, in Friuli. Sì, ecco. E sono rimasto molto sorpreso di vedere una persona simpatica, dal punto di vista umano parlo, dal punto di vista politico sapete che noi qua non ne facciamo di politica, e siamo riusciti a fare un'intervista, attenzione, non politica a Matteo Salvini. Eccola qua il contributo, la piccola clip con Matteo Salvini.
Vieni qua, vieni qua. Allora, niente, qua siamo con una squadra giovanile. Appunto, io ho 42 anni, dove vado? Io ne ho 50, capirai. Allora, Matteo, cosa pensi del calcio? Allora, non parliamo di politica perché io sono un programma sportivo. Parliamo di Milan, va bene. No, anche no, non parliamo di Milan, no, parliamo... Non c'è neanche un milanista? No, chi? Oh, vieni. Via, vai. No, qua è Udinese, perdonami. No, vabbè, basta che non ci siano interisti, poi per il resto... No, pure interista! Vabbè. Allenatore di calcio e pure interista, vedi te. Miseria, però calcio femminile. Qua siamo calcio femminile. Visto che protestano, giustamente. Dopo le ho detto giustamente. No, cosa pensi del movimento giovanile dello sport, ma soprattutto appunto del calcio femminile, che parlavamo prima con loro, in altri paesi, no? Tipo Germania, Nord Europa, piuttosto che Stati Uniti, è fortissimo e in Italia non riesce a decollare. Mio figlio ha 13 anni e oggi ne ha perse 2 e vinte 2, quindi io i sabati che ho a Milano lo seguo sui campetti possibili e immaginabili, è lo sport più bello. Purtroppo io parlavo col presidente della nostra società che ha avuto la visita della Guardia di Finanza perché sembra che uno gestisca una banca invece di una squadra di calcio, e quindi se non hai 6.000 documenti e 6.000 foglietti, questo è. E poi ci rimette pure il presidente che ci mette anima e corpo, quindi questa è una follia italiana questa, che invece di agevolargli gli rompono le balle chi gestisce. Mi sembra che anche in altre cose funziona così, no? Però stavamo parlando di calcio. Esatto, sì, di calcio. E poi no, io non ho mai visto una partita dal vivo di calcio femminile. No? Quindi no, confesso la mia... lo so, un politico dovrebbe dire io sono un appassionato di calcio femminile, io seguo sempre partite di calcio femminile. Tu sei sincero, falso, seguo i maschietti purtroppo. Ecco, beh, hai anche un figlio per quello, no? Ma secondo te è giusto che ci sia, perché c'è purtroppo, noi abbiamo due squadre in Friuli forti di calcio femminile, una in particolare non qua in provincia di Pordenone, in provincia di Udine, nel Tavagnacco, che da anni vince la Coppa Italia e arriva a seconda, ma non si addifila nessuno a livello di finanziamenti, aiuti eccetera. Ti sembra giusta questa disparità tra calcio maschile e femminile perché è solo business o no, anche... ma come non è giusto che non ci sia interesse e attenzione per il baseball, per i cosiddetti sport minori, sì. Perché o c'è calcio maschile o non conti niente, ma la stessa pallavolo potrebbe avere esatto. un riscontro, però siamo qua a raccontarci, ripeto, ma se dalla base un ente pubblico invece di aiutarti ti manda il controllo della Guardia di Finanza manco fossi una multinazionale mentre fai giocare i bambini a pallone, di cosa stiamo parlando? Però se loro ci credono vuol dire che c'è, se loro ci credo anch'io. Allora, parentesi con Matteo Salvini, visto che siamo qua. Ho rubato anche troppo spazio. No, un attimo. Allora, campionato di calcio. Campionato di calcio. Inter oggi è sabato, sono le 19:30 più o meno. Matteo, Inter capolista. È un dramma, è un disastro. No, comunque faccio gli auguri all'Inter che sicuramente vincerà lo scudetto. No, non fare quelle cose lì, che volgare. Erano auguri sinceri miei, dai. Provocazione a Udine, martedì, Balotelli migliore in campo. Ma a me Balotelli non piace, però devo riconoscere che sta giocando bene. Poi ripeto, io l'avrei lasciato là dove stava, però sta giocando bene. Mi spiace per l'Udinese perché non vinceremo mai più in trasferta durante il campionato, abbiamo vinto giusto a Udine, però sa che tanti sto zitto. Parliamo allora di Milan, che è la tua squadra del cuore. Il più grande acquisto dal mio punto di vista, Mihajlovic. Sì, grandissimo Mihajlovic, e mi piace anche Romagnoli, un centrale difensivo giovane che spero possa star lì per 10 anni. Poi non si può nominare Franco Baresi perché è una bestemmia nominare Franco Baresi, però sta bene lì in mezzo. Allora, Paolo, che è il titolare di questa attività e anche un personaggio, un dirigente della Graphic Studio femminile Pordenone, vuole donarti questa maglia. Allora un applauso a Matteo Salvini e a Paolo Miotto. È giusto perché, guarda, secondo me questo valorizza i miei pettorali, sicuramente. Perfetto. Si vede, va bene, molto bene. Matteo, ti lascio gli altri impegni, sei stato... Chiedo scusa alle ragazze per il tempo rubato. Grazie a te, grazie. Sei gentilissimo, grazie. Saluto Matteo. La milanista. Ciao. È stata veramente avete visto, una persona molto, molto alla mano, dicevo, io pensavo fosse abbastanza... Avrà perso i voti di tutti gli interisti. Sì, vabbè, ma si sa che dichiaratamente lui
milanista e anche anti-interista. Stanno finendo stanno le finendo- partite di Serie A. Allora, vediamo intanto in Serie A. In Serie A Hellas Verona-Lazio è terminata 1-2, quindi l'Hellas rimane nel suo limbo scuro. Sassuolo Chievo-Verona 1-1, e mancano da terminare Bologna-Udinese 1-2 e Torino-Palermo 2-1. Siamo infatti indietrissimo, siamo al 40, no, mancano pochi istanti, no? Di 48esimo. 4 minuti di recupero. Sì, quindi si va manca ancora. 1 minuto e 40. Ecco. Invece in Serie D le partite che vi dico adesso sono terminate, quindi Belluno 1, Montebelluna 0. La Triestina perde in casa con Levico Terme, quindi Triestina 1, Levico Terme 2 e finita anche a Venezia, dove il Venezia ne ha date 4 schiaffoni alla Luparense San Paolo, e quindi Venezia 4, Luparense San Paolo 0. Quando siamo alle 16:54 si continua GP, a giocare a Bologna, prego. Scusami se ti interrompo, non ho sentito cosa hai detto del Tamai, ma è arrivata una notizia subito adesso e ho Giorgio Pignatti in collegamento. E allora subito in chiusura di partita che cosa succede a Castelfranco Veneto, Giorgio? È appena finita 1-1. 1-1, raccontaci Sì, come... un po' combattuto, va bene comunque. Devo segnalarvi il brutto infortunio a Brustolon del ginocchio. Vi facciamo gli auguri di un veloce rientro, perché è una brutta tegola per noi in difesa, ecco. Certo, allora tantissimo in bocca al lupo, in bocca al lupo allora al giocatore e naturalmente anche a tutta la squadra. Grazie Giorgio, grazie mille. Grazie a voi. Tra poco vi daremo tutti i finali sia dell'eccellenza che della Serie D. Allora, il sabato prossimo, 3 ottobre, c'è una manifestazione bellissima che si svolge ad Azzano Decimo, che comincia la mattina alle 10, presso il bellissimo store di Biasin, no? Biasin Musical Instrument, dove c'è la presentazione di un sacco di chitarre nuove. So che ci sarai anche tu, Marco, Esatto, vero? ci sarò anch'io a presentare questi fantastici strumenti. Sì. Questa è una Fret King ed Sì. è una novità che presenterà appunto Biasin. Biasin, una chitarra veramente bella, l'abbiamo sentita anche suonare, Luigi intanto la prende in faccia, è anche bella da prendere in faccia? Un po' meno, un po' meno, ecco. Quindi tutto il giorno ci sarai tu, ci saranno tanti altri maestri di musica, eccetera, proprio per fare queste dimostrazioni, per spiegare, far sentire questi nuovi prodotti, no? Questo dalle 10 fino alle 18 mi sembra, ad Azzano Decimo, Biasin Musical Instrument, biasin.com mi sembra che sia il sito. Invece la sera, eccola qua, la locandina, il flyer della manifestazione, la sera presso il Teatro Mascherini c'è un doppio concerto, no? Perché c'è Nuova Azzano Musica, racconta tu adesso, Esatto. che io mi fermo. È la scuola di musica Nuova Azzano Musica che presenterà un progetto molto molto bello. Sì. In più, oltretutto, dopo questo concertino qua, insieme comunque ad alcuni allievi e comunque agli insegnanti della scuola di musica, ci sarà una jam, possiamo chiamarla così, e dei personaggi comunque che durante il giorno sono al negozio a fare la presentazione dei vari strumenti, quindi avremo bravissimi chitarristi da tutta Italia. Certo. Tutto ciò, l'ingresso, ricordiamolo, è assolutamente gratuito. Assolutamente sì. Quindi una bella serata di musica con ragazzi giovani, grandi maestri di musica, quindi veramente una bella serata, se non altro una serata diversa dalle solite, no? Da vivere in musica, in allegria, con tanti ragazzi che cantano e suonano, ma soprattutto anche con tanti grandi artisti della chitarra e non solo, di qualsiasi genere musicale, da quello che ho capito. Bene, vi ribadisco l'appuntamento che troverete anche sulle nostre pagine Facebook per sabato prossimo, a partire dalle 10 presso Biasin Musical Instrument ad Azzano Decimo, e poi ore 21 in poi dal Teatro Mascherini ad Azzano Decimo, tra parentesi anche un bellissimo teatro. Allora andiamo a vedere se sono... No, io direi che adesso, a sorpresa, no, non è vero, c'è Di Fabris che deve dare incredibilmente un premio a Eleonora Mazzarri. Strano, ma che è una cosa pazzesca, cioè, ma come fai tu a vincere un premio? Grazie ai miei ultra di Telepordenone. Sì, appunto, vabbè, andiamo avanti. Che però non ti hanno consentito di vincere, ma solo di arrivare secondo. Ecco, infatti nel bellissimo concorso che ha ideato e condotto sul suo 3000sport.com e Di Fabris, le bellissime di 3000 Sport, siamo arrivati alla conclusione di questa carrellata di belle ragazze, e la nostra Eleonora Mazzarri in questa finale, questo match finale, è arrivata seconda, non prima. Perché su 14 bellissime che erano, ecco. è già... Perché no? Anche Sara che ogni tanto è arrivata seconda.
No, ma nel tuo, vabbè, ogni tanto nel si tuo, può... nel tuo caso, sai, allora si dice che il secondo è un bellissimo piazzamento. No, il secondo, secondo me, Ivan, è il primo che non vince. Quindi è il peggiore dei Però piazzamenti. Eddie, che è buono e misericordioso, ha i premi anche per il secondo classificato. Ecco, allora se vai da Eddie che ti prima consegna e il la premio, seconda. facciamo un applauso A giro, alla nostra Eleonora, grazie a È Eddie. un premio messo a disposizione dall'Aquarius, che è il centro benessere. Ecco, lo facciamo quindi vedere Eddie in camera. Eleonora avrà diritto a un pass di 7 giorni al centro benessere Aquarius a Magnano in Riviera, dove fra l'altro abbiamo realizzato il servizio che l'ha riguardato. Benissimo. Beh, pass che utilizzerò io perché lei è così bella che non ha bisogno, visto che non c'è Ma io bellezza. sono stressata. Fate voi. Io sono stressata. Lui ha detto che è di bellezza, scusa, non avrei mica bisogno, sei bellissima. Vabbè, allora la tua un sorellina. po' di spa, un po' No, di idro. niente. Scusa, a forza di stare con Gipi. Ma è per quello che mi imbruttisco, io devo farci il viaggio di ritorno, c'è più di un'ora, capisci? Grazie mille Eddie e grazie da qui in all'Aquarius. stazione siamo 5 minuti, E aprimi non è la un problema. sporta. Abbandonami in autostrada che è meglio. Senti, Sarebbe... Sì, facciamo così, io ti lascio qua direttamente e vado via con Silvia, che preferisco a te. Silvia, no, ci vado Silvia io lei. via con Silvia perché mi sta simpatica, ormai siamo sorelle, ho deciso così. Niente. Giorgia, posso venire via con te? Sì, ci stiamo tutti. No, sì, io ho sì, la sì. macchina. Non è che- Ah, beh, No, basta che ci sia anche la macchina da voi, no? Sì. Allora, Strumenti, macchine, sta tutto. allora, vediamo i finali che noi abbiamo in finali. questo momento per quanto riguarda la Serie D. No, ti devo... Ah, scusami, Di ok, Serie vai. D. Allora, finali di Serie D. Ricordiamo che questo pomeriggio si è giocata la quinta giornata del girone d'andata. Belluno Montebelluno 1-0, Dro Campodarsego 1-3, Este Mestre 1-1, Giorgione Tamai 1-1, Sacirese Calvino Ale 1-2, Triestina Levico Terme 1-2, Monfalcone Abano Calcio 1-0. Chissà se è così. La Fenadora Fontana Fredda 1-1, a questo punto dubito, mi dicono di sì. Venezia Luparense 4-0, Virtus Vecum Liventina 2-2. Vediamo invece i finali dell'eccellenza. Li puoi dire tu tranne il primo, perché ho parlato con il mio fidanzato Fabio e proprio all'ultimo il risultato è cambiato e quindi Cerlis Muzzane Rivignano 1-1, però mi ha anche detto che in realtà bisognava cambiare la dicitura, Cerlis Muzzane Rivignano e arbitro 1-1, perché ha detto ecco. che hanno fatto di tutto per anche supplementari Quindi che non esistevano pur di farli pareggiare. Polemiche sul campo del Polemiche, Carlino. magari ne parliamo la prossima volta. Ne parliamo insomma. la prossima volta. E allora, finali anche per quanto riguarda l'eccellenza, si giocava in questo caso la terza giornata. Cialis Muzzane Rivignano 1-1, Flaibano San Vitese 3-2, Gemonese Virtus Corno 2-0, Lumignacco Cras Repeng 2-2, Manzanese Toro Viscosa 1-2, scusate, Tricesimo Tolmezzo 3-2, Vesna Chions 2-1. Io siamo in chiusura, cosa 3? Abbiamo 3 minuti. Ah, abbiamo 3 minuti. Allora, una battuta conclusiva. Silvia, non hai 3 minuti, è una battuta conclusiva. Ma devo avere un canovaccio per dire qualcosa. Vuoi andare, mi sembra che in bagno ne abbiamo di canovacci, vuoi andare a vedere se ti viene un'idea? Lì dove aspetti tutti per offrire da bere. Esatto. Fossi scema, poi veramente si presentano tutti. Ecco, vabbè, ecco, bella questa battuta. Luigi. Noi facciamo un accordo conclusivo. Ecco, dai, un accordo conclusivo per i nostri amici. 1, 2, 3. Grandissimi. Bellissimo. Eddie, che dire? Sulla partita dell'Udinese. Ma sì, una battuta così. Con questa vittoria, anche grazie ai risultati delle altre, ha fatto un saltino in classifica che per il momento salva la panchina Colantuono e rasserena gli animi. Certo. Sara, quando ti rivedremo da qualche parte? Sulle passerelle, sfilate? Foto. Hai qualcosa in programma ancora o dobbiamo seguirti? Può essere che abbia qualcosa in Comunque programma. andate sul sito, no? No, sul sito, scusa, su Facebook, cercate Sara. Ma se l'aggiungono tutti, no? Beh, ma sarà lei che decide sì o no, no? Ecco, Sara del Mestre mi sembra il cognome. No. Non ce l'ho perché è tutto Tu sei bagnato. ancora da Mestre Este, sei ancora deviato dalla partita Vabbè. Este-Mestre. Invece Ivan, abbiamo parlato poco con lui, quindi tornerai a trovarci anche domenica prossima se Grazie, vuoi. è sempre un piacere. Domenica prossima, quando gioca l'Udinese domenica, Edi? Sì, domenica con il Genoa in casa. Ecco, allora Ivan, se vuoi tornare così parleremo dei tuoi progetti futuri che sono tanti, ma tu hai visto che Baraonda è stato oggi pomeriggio, è sempre colpa sua, sempre colpa della Silvia. È finito a fare il cameriere oggi, Ivan, quindi parliamone. Neanche nei locali dove lavora fa il cameriere. Per la Pozzi questo è altro. Ecco, tutti innamorati della Pozzi, ma solo perché a 13 anni ad oggi è il compleanno. Già dalla mezzanotte 1 minuto di oggi non sarà più così. Grazie a tutti, vi auguro una splendida settimana, grazie Eleonora
e a Grazie, Gippi. a tutto lo studio, naturalmente ai tecnici in giro per i vari campi. Ci vediamo domenica prossima, buona settimana a tutti e cosa vuol dire? Basta. Ciao ciao a tutti, Monde. ciao Ciao. Monde, ciao.